prendere impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calciolecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio, questa domenica pomeriggio che ci porta a Palermo-Lecco, una partita molto interessante e importante per i blu celesti. Dagli studi di Via Oslavia qui per raccontarvi questa partita do subito il benvenuto a un ospite che viene a farci compagnia per la prima volta, Rinaldo Maglia. Ciao Rinaldo. Grazie Stefano dell'invito, buon pomeriggio a tutti. Io sono un appassionato tifoso del Lecco, quando posso vado a vederlo quasi sempre. Il grande intenditore delle cose blu celesti, poi ne parleremo durante la partita. In regia Fausto Riva, aspettiamo Stefano Menegatti che ci sta raggiungendo. Come al solito LCN Sport presente anche a Palermo con i nostri inviati Benedetta Panzeri e Matteo Bonaccina oggi dal campo e dalla tribuna. A breve Fausto ci collega proprio con Benedetta per avere insomma un primo, diciamo così, riscontro dalla Barbera di Palermo con una cornice di pubblico che ci dicono, insomma, adesso andiamo a verificarla, è molto molto importante, era d'altra parte attesa già. Vediamo se c'è Benedetta. Benedetta, mi senti? No, qualche istante ancora, a breve. Ecco, Benedetta, mi senti? Pronto? No, il ritorno di Benedetta in cuffia. Benedetta, mi senti? Sì, mi sento. Ciao Benny, come va allora lì a Palermo? Bene, molto bene. Siamo finalmente allo stadio Reale Stasera. È un clima materiale, è una giornata del una partita. È un filo di tempo, ma la vedo bene. È una giornata quasi estiva. Ok, siamo un po' fatica a capire quello che dici Benedetta, l'audio non è pulitissimo. Ti chiedo subito una cosa, non so se hai detto della cornice di pubblico, più o meno se c'è già un numero, si può stimare. Allora, no, in realtà non abbiamo ancora un numero preciso, ma saremo sicuramente sui 20.000, probabilmente anche come era stimato nelle scorse ore. 20.000, ok, adesso ti sento meglio. Bene, ascolta, allora, le scelte di mister Bonazzoli e Malgrati, perché c'è un centrocampista in più probabilmente, a posto di Di Stefano c'è Sersanti che va con Ionita Galli e Crociata probabilmente che farà la trequartista dietro le due punte. Esatto, sì, la sensazione è quella, quindi ho trovato appunto le due punte, oppure una sorta di 4-3-3, quindi Crociata si può stare meno più avanti rispetto al solito. Adesso lo vedremo appena scenderemo in campo, ne vedremo un po' meglio. Certo, nel caso di 3-4-3, nel caso di 3-4-3, allora ci sarebbe Sersanti probabilmente esterno, più esterno. Esatto, io comunque anche un 4-3-3 magari. Un 4-3-3, certo, sì. Più avanti. Sì, perché ce ne renderemo conto appena scenderanno in campo. assolutamente, abbiamo visto anche dalle foto che ci arrivano da Matteo Bonaccina che è in campo un nutrito gruppetto di tifosi blu celesti anche a Palermo oggi. Esatto, anche loro sono tanti, saranno credo almeno 200, anzi penso molto oltre 200, ormai saranno anche 250. Quindi una bella presenza, io li vedo semplicemente di fronte a me, è un bel però davvero la cornice di pubblico è incredibile. Lo stadio è pieno chiaramente, però è... Ok, non ti sento più benissimo. Comunque Benny, che tipo di partita ti aspetti? Certo, un Palermo che in casa però ha un po' balbettato nelle ultime partite. Sì, esatto, vedevo che fai nella stampa locale, sulla
squadra penso che non al 100% sulla squadra di casa, ha avuto sapete che ha pareggiato con Spezia pochi giorni fa, quindi io credo che il tempo è qua, se la gioca, poi chiaramente la fase è positiva, però se la giochiamo. In questo è un cuore imperdibile perché stanno annunciando le formazioni e c'è un boato a ogni giocatore del quartetto. Assolutamente, va bene, grazie Benny, ti lasciamo la partita, buon match, ci sentiamo al termine dei primi 45 minuti. Buon lavoro. Anche a te, a voi, a più tardi. E allora, come ci diceva Benedetta, ci sono, e come abbiamo anticipato in parte anche in questo inizio di trasmissione, ci sono delle scelte diverse per quanto riguarda Malgrati e Bonazzoli. Andiamo a vedere le formazioni. Allora, Palermo che dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 con Pigliacelli in porta, difesa 4 che è un po' quella, ne parlavamo con Rinaldo prima dell'inizio della trasmissione, schierata quasi sempre da mister Corini, Matteo, Lucioni, Ceccaroni e Hansen Lund, con Stulac davanti alla difesa, Basic ex di giornata che trova un posto probabilmente da mezzala con Gomez, Mancuso e Di Francesco a spalleggiare Soleri in avanti. Non c'è Brunori naturalmente che è indisponibile per questa partita, va comunque in panchina, non è al meglio della condizione. Il Lecco risponde, probabilmente vedremo con un 4-3-1-2, comunque un 4-3-3, Melgrati, Zeliak, Bianconi, Caporale e Lepore dovrebbero costituire la linea di difesa a 4 che bene ha fatto comunque nelle ultime due partite, Galli davanti alla difesa, Ionita, Sersanti, Mezzale, Crociata, come detto sarà un po' la sua posizione a determinare lo schieramento del Lecco, Novakovic e Buso là davanti, indisponibile Di Stefano, è infortunato. Rinaldo, ti chiedo subito se ti piace questa formazione del Lecco, questo possibile schieramento. Sì, lo schieramento mi piace l'impostazione che l'allenatore ha dato, diciamo in ottica 4-3-3, tattica, e questa impostazione tattica secondo me va tenuta, va continuata, va migliorata, ma è l'impostazione giusta secondo me per affrontare la Serie B. Nel caso specifico mi piace anche la scelta di Crociata, perché secondo me è importante andarli a prendere lì in mezzo nella loro costruzione di gioco. Loro sono molto più veloci del Pisa a costruire, sono meno attendisti, vanno subito al concreto, e lì in mezzo, se riusciamo a intercettare il loro gioco, le loro linee di passaggio in quella zona del campo, poi possiamo anche, recuperando palla, fargli male. Sono d'accordo con te, dunque per questo che probabilmente mister, diciamo la verità, mister Malgrati, c'è sempre questa ambiguità, Bonazzoli, però diciamo, mister Malgrati probabilmente, o anche con Bonazzoli, perché comunque la fase d'attacco poi la cura Bonazzoli, visto che è stato centravanti di ruolo, sicuramente è quella, cioè di andare a prendere con questo schieramento le linee di passaggio, a interrompere le linee di passaggio per ripartire velocemente, affidandosi alla qualità di Crociata, la velocità di Buso e probabilmente anche agli inserimenti che ancora non abbiamo visto di Ionita e Sersanti, esatto, che sono due centrocampisti che hanno questa qualità, diciamo, nelle loro corde. Eccoli qua, tifosi dell'Ecco, rigorosamente a dorso nudo, perché credo che a Palermo ci sia anche una temperatura ben diversa da quella che abbiamo, comunque è un clima, lo vediamo dal sole, che abbiamo qua oggi a Lecco, una partita sicuramente molto bella da vedere. L'arbitro è il signor Piccinini di Forlì, con assistenti Laudato di Taranto e Bari di Sassari, quarto ufficiale Calzavara di Varese, al VAR Meraviglia di Pistoia con l'assistente Nasca di Bari. Eccola qua la gente, il pubblico di Palermo, una squadra che Rinaldo è costruita sicuramente per stare davanti, no? Il Palermo. Sì. Perché probabilmente con il Parma è la squadra più attrezzata. Sì. Vedo che ha inserito Mancuso, che fino ad oggi era sempre subentrato e aveva fatto sempre molto molto bene, aveva anche realizzato alcuni gol, quindi adesso lo vediamo in campo dall'inizio, e quindi noi ovviamente speriamo che dall'inizio renda meno che non da subentrato. E poi c'è Soleri che vabbè sostituisce Brunori per vicende personali che ha avuto, e quindi sì, vero, no, è vero. Sì, quindi abbiamo questo. Io prima erroneamente ho detto non è in condizione, ma in realtà ha avuto un lutto, familiare, sì, quindi adesso viene sostituito da Soleri. E per il resto sì, una difesa consolidata, ormai quella del Palermo è quella che Coriandoli allo stadio sempre. Sì, allo stadio intanto, ecco, e poi c'è la cornice. C'è la cornice di pubblico, che 20.000 spettatori costituiscono una cornice d'eccellenza per la Serie B, e quindi spero che questa cornice sia da stimolo anche a tutti, ai giocatori del Lecco soprattutto, perché
questa è la Serie B che secondo me ogni giocatore che gioca in Serie B vorrebbe giocare come cornice, come situazione di campo ambientale, e quindi dovrebbe essere comunque un elemento di sprono, no? Ai giocatori per rendere al meglio, se non anche addirittura sopra le proprie possibilità. Assolutamente, andiamo a leggere, questo lo vedremo naturalmente poi già nei primi minuti, quello che sarà l'effetto Barbera sui giocatori blucelesti. Lo scorso anno, insomma, in alcune situazioni ambientali particolari, Cesena, Foggia nei playoff, la squadra seppe, no, comunque reagire e rispondere bene. Vedremo se, naturalmente con tanti giocatori diversi rispetto, no, allo scorso anno, perché se andiamo a vedere l'11 di partenza abbiamo Melgrati, Selec, Bianconi, Lepore, Galli 5, Buso 6, sono 6 che su 11 undicesimi presenti, diciamo, comunque lo scorso anno, no, nella cavalcata dei playoff, quindi vedremo comunque se la squadra reagirà bene anche questo. Esatto. Ci scrivono i nostri amici da casa, Maurizio, saluti a tutti, forza Lecco, in particolare a Benedetta, al Barbera, c'è anche il nostro Matteo in campo, al Barbera, naturalmente anche oggi LCN con più inviati in trasferta. Mucarol ci scrive: contro il Palermo mettiamoci l'elmo, Maurizio Di Faico, contro il Pisa la maglia di Ghisa, se non ricordo male. Bella questa cosa delle rime. Però la maglia di Ghisa ha funzionato. La maglia di Ghisa ha funzionato. Vediamo l'elmo col Palermo. Settimana prossima con la Reggiana, diteci cosa dovremmo mettere. Ecco. Avevo scritto contro il Pisa mettiamoci le mutande di Ghisa. Ora sempre per scaramanzieri propongo la rima con il Palermo. Giusto, ci sta. Infatti Maurizio era stato bravo a ricordarsi quello che avevi scritto. Le squadre sono in campo, a breve si comincia. Abbiamo detto dell'ultimo risultato del Palermo, in caso un 2-2 con lo Spezia che per classifica è diretta rivale, no, del Lecco in questo momento per la salvezza. È chiaro che era una squadra che ambiva a qualcosa di diverso, no? All'inizio della stagione, staremo a vedere. Tutto pronto intanto per l'inizio della partita. Manca qualche istante e poi entreremo subito in diretta per questa partita. Si sta aspettando qualcosina. Vedremo se sarà subito allora un Palermo aggressivo oppure forse con un ritmo un po' più basso. Vedremo. Palermo che ha la migliore difesa del campionato, 6 gol subiti. Parlavamo con te, Aldo, prima della partita, questa linea 4 cui Corini fa molto affidamento, no? Perché non li cambia quasi mai. Dietro non li cambia mai. Non li cambia mai, si sta aspettando, non so cosa stiano aspettando, forse. Vediamo, arriva allora il fischio di Piccinini, si parte con la partita, il Palermo a giocare il primo pallone della partita, subito con il lancio lungo a cercare le punte, e poi lo stop di petto da parte di Bianconi per l'intervento di Melgrati. Melgrati che è tornato, si è ripreso il posto da titolare. Tu come avevi visto? Comunque Saracco in queste partite si era disimpegnato molto bene. Sì, l'ha sostituito molto bene. L'unico problema che potrebbe avere Melgrati sono un po' sulle uscite. Melgrati deve migliorare, secondo me, molto sulle uscite. È poco propenso a uscire. Poco propenso a uscire e quindi a coprire la sua area piccola in qualche modo. Diversamente invece in porta è reattivo, a me piace come portiere. Un occhio subito alla disposizione del Lecco, c'è Novakovic con Buso, Sersanti più in mezzo, non vedo Crociata, forse lì a sinistra era lui, no, era Ionita che si era spostato, si era alzato un po' sulla linea quasi, vediamo dov'è la posizione di Crociata. Non capire se è un rombo, se è un 4. Sì. Tanto c'è il lancio lungo, il colpo di testa della difesa del Lecco a uscire, attenzione al passaggio dentro di Mancuso, poi rinvia ancora, aggressivo ora il Palermo che recupera il pallone sulla tre quarti, si riparte dal centrocampo con Stulac che apre per Gomes. Mezzala di sinistra, numero 4 del Palermo, si va da Lund che scambia bene con, attenzione, dentro il pallone, subito la parata di Melgrati sull'inserimento centrale di Mancuso, se non ho visto male, che è andato bene centralmente a colpire. Rivediamo, azione che si sviluppa sulla sinistra, il cross di Lund, Mancuso che arriva con una volée mancina e Melgrati è bravo. È una parata non facilissima questa. Esatto, però lui in porta è svelto. Calcio d'angolo reattivo, svelto. Subito occasione dunque per il Palermo dopo 2 minuti nemmeno. E allora seguiamo il calcio d'angolo. Sono in 2 a giocarlo.
Attenzione sui calci piazzati naturalmente alla squadra di Corini, che può essere pericolosa. Intanto forse abbiamo capito anche quello che prima della partita aveva fatto ritardare un po' l'inizio. C'è un problema con un guardalinee, forse con gli auricolari, penso comunque il sistema con cui riesce a comunicare con l'arbitro e con gli altri assistenti. Ti piace Corini come allenatore? Sì, nelle idee che vuole implementare, sì, poi bisogna vedere in concreto. Sì. Intanto seguiamo colpo di testa, la palla che sfila fuori, Melgrati la vede, la guarda, la battezza fuori. Soleri che è andato a svettare, Soleri che oggi è capitano, salta bene, la schiaccia, la palla finisce fuori, di poco. Diciamo che grande occasione anche questa, perché aveva tutto il tempo di fare qualcosa di meglio. Sì, poteva indirizzarla meglio in porta, ma va bene così. E dunque Palermo che si fa vedere subito pericoloso in questi primi 3 minuti con 2 occasioni da gol. Cerca ora di distendersi Lecco, la rimessa di Galli che va a cercare Buso cerca di sgusciare via fra 2 avversari, lo fermano. Era buona quella l'azione di Buso. Attenzione perché c'è un po' una frattura a centrocampo, subito riparte veloce a destra con Vasic, l'ex di giornata il Palermo, poi il cambio di gioco di Vasic un po' lungo, si deve impegnare per arrivarci, ma ci arriva Matteo forse? No, Di Francesco dentro il pallone, attenzione, ancora un cross dal fondo di Gomez, poi cerca di girarsi Stula, ci viene murato dalla difesa del Lecco. Palermo molto molto arrembante in questo inizio di partita. Lecco che deve forse trovare bene ancora le misure in campo. Lucioni apre sulla destra dove c'è Matteo, ancora Lucioni, giro palla, ora fra i difensori del Palermo, si alzano i giocatori del Lecco che si erano un po' schiacciati in questo avvio di partita. Poi dall'azione, dalla rimessa laterale in zona attacco per il Lecco, una frattura a centrocampo aveva permesso la ripartenza veloce del Palermo. Bella la palla recuperata da Ionita che poi cincischia un po', non ci sono compagni liberi, allora si deve tornare indietro. Peccato, qua si poteva ripartire con un po' più di velocità, non è stato in grado di ripartire subito, non ho visto se era crociata forse. Sì, sono un po' questi break che, se riescono, come ne hanno riusciti lo Spezia, secondo me possono far male al Palermo, ma bisogna essere più veloci e nelle ripartenze. È un po' quello che dicevi tu all'inizio della partita, no? Abbiamo visto qua intanto c'è a terra Sersanti, un po' quello che probabilmente hanno preparato i tecnici del Lecco, perché infatti siamo stati sorpresi nel momento in cui il Palermo ha allargato il gioco, e allora lì siamo un po' stati sorpresi, poi soprattutto sulla sinistra. davvero bel colpo d'occhio, ci arrivano delle foto, colpo d'occhio del Barbera è francamente impressionante. Calcio di punizione per il Lecco, battuto da Franco Lepore che va nel cuore dell'area, c'è un colpo di testa da allontanare, si rimane però lì ancora con Crociata che va a pennellare, un cross interessante ma un po' troppo su Pigliacelli che non ha problemi a farla sua. 6° minuto di gioco, 0-0, eccolo qua, Crociata può essere un giocatore che determina, no? Lo aspettiamo da varie settimane ormai, vediamo se oggi riesce a trovare finalmente la sua dimensione, vediamo anche in che posizione, perché lo vediamo un po' arretrato sulla linea dei centrocampisti in questo inizio di partita. Non c'è fallo, o sì? Su Vasic? Anzi no, scusa, su Lund. È andato a commettere fallo, sì, Sersanti. Calcio di punizione allora per il Palermo, da ribattere però, forse qui hanno avuto un po' troppa fretta i giocatori rosanero. Allora, vediamo chi ci scrive ancora, che siamo. Ciao Aldo, Cristian Bombelli ti saluta. Ciao Cristian. Intanto seguiamo il calcio di punizione, c'è un colpo di testa di Ionita che allontana, Crociata non trova il compagno, poi però Caporale bene sulla linea di passaggio a intercettare a sinistra, prova a ripartire lui, lo circondano in 3, porta palla, guadagna quantomeno la rimessa laterale e allora Lecco che può impostare l'azione da dietro. Denis contro il Palermo, andiamo in guerra, filo. Ragazzi, resistiamo che dopo li colpiamo. Ancora Cristian a Palermo per vincere. Non è semplicissimo, abbiamo visto subito da questo inizio. Però Lecco, lo diciamo, gioca con uno spirito, una squadra che ha poco da perdere oggi in realtà, no? Perché poi hai fatto colpaccio a Pisa, arriveranno poi le partite che sono gli scontri, certo, diciamo più
da Lecco per la classifica che abbiamo. Chiaro che con un risultato positivo oggi a Palermo è un bonus, sarebbe. Anche un pareggio, assolutamente. Tanto la mette giù bene Novakovic di petto, poi apre sulla destra, vediamo chi c'è a memoria, Lepore dentro il traversone, non ci arriva il vantaggio del Lecco, crociata al volo, splendida azione di ripartenza del Lecco ed è Palermo 0 Lecco 1. Pigliacelli dice non l'avete visto, e Crociata arriva ed eccolo Crociata che determina, lo abbiamo chiamato. Ed è subito decisivo, bellissima l'apertura di prima intenzione per Lepore che mette dentro il cross, non ci arriva Buso, Crociata sul secondo palo, la mette dentro battendo Pigliacelli, 1-0 Lecco. Aldo, questa è un'azione veramente ben congegnata. Ottima azione, posizione di Crociata che lo vediamo finalmente un po' più avanti e secondo me sarà da riflettere su questa posizione in campo. Bellissima anche l'apertura a destra, diciamo... Su Lepore a memoria, no? Esatto. 1-0 Lecco all'8° minuto. È la partita che adesso si mette subito non in discesa naturalmente, ma in una configurazione ideale per la formazione bluceleste. Buso non ci è arrivato, ma sul secondo palo pronto e reattivo Crociata. Si sblocca col primo gol stagionale, l'abbiamo detto, un giocatore che può e deve fare la differenza. E qui si è rivisto anche il Lepore no, dei giorni migliori. Perché... Con un Lund un po' tipo alla sinistra e che probabilmente si è dimenticato. Lepore. Sì, Lepore, l'abbiamo detto, negli ultime settimane era un po' sceso di rendimento, invece torna a essere decisivo. Intanto Novakovic va a pressare, c'è il colpo di testa all'indietro di Lucioni e noi andiamo in break su 1-0 Lecco. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Tanto diamo il benvenuto anche a Stefano che ci ha raggiunto. Ciao Ste. Ciao, ero di là e attenzione Lepore, cross troppo lungo. No, poco prima che iniziasse la partita convinto del 4-3-1-2 che secondo me lo cambierà perché Buso sull'esterno non la vede mai e si è visto all'inizio. E ho detto, ma vedrai che Crociata ha messo finalmente trequartista, segna lui. Per fortuna che ha avuto ragione, anche se non diciamo con la posizione tattica. E no, visto i primi minuti è il Palermo di Corini. Croce delizia. Esatto, sì, non è un fanatico diciamo della retroguardia, lui pensa tanto ad attaccare e si vede perché adesso sono avanti di Francesco, la palla dentro, Zeliak salva neanche in angolo, allontana proprio. Ma è sempre Palermo. Sì, dovremmo abituarci attenzione alla botta! Qui Melgrati forse gli è volato un po' strano il pallone perché la palla era centrale con i pugni, l'ha allontanata. Ancora Stulak dal tre quarti, Melgrati con il pugno ad allontanare. Ha forse preso anche il compagno, il portiere Bluceleste, che oggi sarà molto attento. Stulak intanto aveva fatto un tiro in esterno, stava girando un po' strano e Melgrati per fortuna è rimasto centrale. Ha preferito allontanare, sì, ma ha preferito proprio quei punti, mentre qua coi pugni, mentre qua il tentativo di Gomes. Ma attenzione, sempre Palermo, Soleri che oggi sostituisce Brunori, però diciamo che il risultato non cambia per il Lecco, è sempre un pericolo lì davanti. E davanti loro hanno tanta qualità. E non solo, perché anche a centrocampo... Ma anche in difesa. Basic ce lo ricordiamo bene, no? È rimasto poco qui, però è impressionato per le potenzialità. Stulat poi è 10 anni almeno che gira per i campi, anche addirittura della A se non della B. Di Francesco sappiamo tutti che è arrivato ai limiti quasi della nazionale, quindi... No, tanta qualità, e dietro c'è, insomma, ci fa piacere vedere anche un Zeliak che
si sta disimpegnando bene in queste partite schierato da centrale. Zeljak è una sicurezza, quest'anno appena è stato inserito, infatti tanto l'ho rimpianto a Cittadella perché inserito lui come centrodestra non l'avevamo persa quella partita. Intanto un'altra bella palla recuperata, non ho visto se era Galli, che aveva recuperato una palla a centrocampo, sta funzionando questo filtro. Beh, oggi diciamo, a parte l'attacco schierato un po', non esattamente nel migliore dei modi, però il resto il Lecco è quello che deve essere il Lecco. I giocatori sono quei giocatori per questo schema. Vediamo adesso ancora un lancio del Palermo sull'esterno, sempre dalle partite di Francesco, c'è Lunda in supporto, sempre i due che attaccano da questo lato, Lepore li rimbalza indietro ma di poco perché c'è Gomes che riserve palla, di nuovo a Lund, sempre in proiezione di Francesco, da tre quarti, su di lui Lepore, Lund il cross, il tacco centrale di Soleri. Un po' lezioso qua però. Beh, diciamo che non aveva molto altro da poter fare perché era ben marcato dal capitano oggi, vedo Zeljak, ormai capitano da almeno 3-4 partite, da quando Zeljak sicuramente dall'arrivo di Bonazzoli, se non anche nella partita precedente, se ricordo bene. Sì. E lui e Bianconi ormai si può dire che siano la coppia centrale di titolari. Sì. Un Buso fino adesso, hai detto bene Ste, tu un po' fuori dal gioco, forse. È troppo esterno, davanti bene, intanto ammonizione per Zeljak, che l'ha dato, non ci voleva, troppo in ritardo. E forse troppo in avanti, poteva evitare di avanzare così tanto nella pressione. Primo ammonito della partita, dunque Zeljak che va su Soleri. Intervento rischioso, un po' pallone, un po' piede. Tanto Corini che parla in panchina con un suo assistente, insomma 14 minuti di gioco, Aldo un Lecco che sta convincendo, anche se c'era un po', magari avevamo detto alla vigilia della partita, vedere come impattava questa partita con questa condizione di pubblico, mi sembra che lì la risposta sia stata... In mezzocampo mi sta convincendo, il Palermo sta attaccando molto sulla fascia sinistra, non mi aspettavo un'insistenza così... Forse proprio perché su quell'asse Buso e costringe Buso a un lavoro, diciamo, che non è suo e quindi molto di sacrificio, usiamo questo termine, quindi insomma costringe un po' Buso a snaturare un po' il suo gioco, magari a limitare, essere un po' ingabbiato, limitato. Tanto ecco questo Lund che sale fa l'ala. Diciamo che giocare il 4-3-1-2, 4-3-3 che dir si voglia con gli esterni, perché fanno il 4-5-1 contro un 4-4-2 con quello del Palermo che poi alla fine è 4-3-3, ma diciamo con gli esterni molto larghi manda in difficoltà le mezzali avversarie perché gli costringono a coprire un terzo, non so la proporzione esatta, però sicuramente più campo, costringono ad avere il tempo di doversi allargare e coprire, e qui Buso stanno in difficoltà perché oltretutto non è il suo ruolo, quindi, come precedenza dicevamo di là in regia, magari non sarebbe stato utile un fallo prima del cross quando Palermo ha avuto la doppia occasione, però probabilmente non è nelle sue corde. Diciamo che se la situazione dovesse poi verificarsi anche nel corso della partita, la soluzione ce l'hai già in panchina, si chiama Luca Giudici. Esatto. Probabilmente. Beh, o forse riassestare tatticamente la palla a squadra col 4-4-2. Dipende come evolve la partita, cioè nel senso che se sei sempre in vantaggio, sulla situazione di vantaggio, potrebbe aver senso mettere Luca. Invece in caso di dovessi subire un gol o quant'altro, magari avere Buso, lo sposti avanti. Sì, per avere anche più campo, no? Attenzione alla palla persa in uscita. Palermo. Cercano l'1-2, bravo Ionita a inserirsi, a indovinare la traiettoria di passaggio, poi si fa anticipare crociata e riparte Gomes a metà campo. Seguiamo l'azione. Sempre qui sulla sinistra con la sovrapposizione di Lund, Di Francesco va per conto suo, Bianconi lo stacco di testa e poi Melgrati, non perfetto il suo intervento, ma Ionita libera, Novakovic combatte, viene trattenuto, non c'è fallo. Viene trattenuto, Palermo che torna indietro, noi ci prendiamo un piccolo break.
Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Difesa sono i 4. Allora, rientriamo con il Lecco che ha guadagnato un calcio di punizione, è finito a terra crociata sull'attacco di Matteiu. Sì, Crociata oggi ha, diciamo, un po' più di spazio perché non è il terzo mediano, ma è, diciamo, l'esterno, l'ala. Tanto c'è l'arbitro che una sceneggiata totalmente inutile su Crociata. Mi pareva proprio stare protestando. Ha subito fallo. Vabbè. Ma si sa. Piccinini di Forlì. L'Empoli la gara. L'Empoli dalla sinistra, quindi andrà a rientrare la sua punizione. Bella la torre di Sersanti, Novakovic riesce a girarsi ma la palla scappa Allora, via. qui Novakovic cerca una cosa un po' troppo difficile, perché nel cuore dell'area andare via in dribbling, ecco, forse aveva dietro 2 o 3 giocatori, uno scarico per calciare. È stato bravo perché la palla non era per lui, è andato a cercarsela, poi dopo in mezzo a 2 non aveva molto spazio, tanto Sale, Ceccaroni. Punizione che era stata comunque battuta bene da Lecco, nel senso che era sì. uno schema probabilmente con il colpo di testa, cercare l'Empoli il colpo di testa di Novakovic. Aveva trovato 2 o 3 giocatori del Lecco che erano sulla linea dell'area di rigore non marcati. E Sersanti di testa l'ha appoggiata, Novakovic è andato a prendersela ma. È un altro campionato comunque quello del Lecco, ragazzi, nelle ultime settimane, perché è un Lecco che va a giocarsela a viso aperto in vantaggio alla Barbera di Palermo, in grande fiducia. Questo ci rende a nostra volta fiduciosi e ottimisti. Tanto ci fanno segno dalla regia che potrebbe aver spostato Sersanti, la posizione di Sersanti, vediamo. No, è dall'inizio che qua. No, mi sembrava sì anche a me dall'inizio. È da lì, lui fa la mezzala a destra e quando Buso è fuori posizione recupera lui. Sì, lui è praticamente sarebbe in Ionita invece dall'altra sembra un 4-3-3 dove Buso è Crociata sugli esterni davanti e recuperano la posizione a centrocampo in difesa con Sersanti, Galli, Ionita che sono a centrocampo. Magari danno anche pochi riferimenti. In sovrapposizione, bello il cross dentro, troppo sul portiere. Potrebbe anche essere questo che stanno dando pochi riferimenti anche ai giocatori del Dobbiamo stare Palermo. attenti però a non rimanere sbilanciati come in questo occasione, perché loro salgono subito. Cade un giocatore Qui c'è un fallo su Sersanti non sanzionato, Mancuso, la conclusione facile per Melgrazzi sul primo palo. Giocatori del Lecco che si lamentano per un fallo a palla lontana su Sersanti. Poi ecco, lo dicevamo anche in regia prima, dobbiamo stare attenti a non disunirci, a tenere le linee più strette, perché se teniamo le linee strette loro fanno fatica. Se invece gli lasciamo campo come adesso, come in precedenza, è il gioco che vogliono, che cercano loro. Gran corse sugli esterni, hanno tanta qualità proprio in quei ruoli. Sì, diciamo che quando c'è campo loro vanno dentro con più uomini, no? Con una manovra offensiva, con un'azione offensiva sicuramente importante. Bisogna riuscire a essere un po' compatti a centrocampo. Tanto adesso Caporale fuori posizione, non recupera Crociata, va la palla in avanti, via la palla a Soleri si scontra con ma cade assolutamente da solo. Sicuramente. Zeliak, altro grande intervento difensivo. Intanto qui Novakovic c'è la posizione di fuorigioco però. Ma ho visto un giallo anche, no? Fuorigioco. Qui Soleri veramente si butta, poi con la gamba cerca di agganciare Zeliak per trovare un fallo. Zeliak calmo, serve Lepore. Poi anche Lepore, una palla non semplice ma intelligente per Ionita che poi la domestica con qualche difficoltà, ma per Caporale che poi gli ritorna la sfera. Ionita, testa alta, cambio di gioco che non arriva a Buso che comunque era in ritardo. Ha fatto meglio questo cambio di gioco. Sersanti va a recuperare palla su Gomez, poi c'è la carica su di lui. L'arbitro facendo di rialzarsi anche qui.
Santi deve prendere le misure a questo arbitro, perché è già il secondo intervento in cui lui subisce un mezzo fallo e non glielo fischia, quindi piuttosto non cadere meno, stai su e giocala. Che però bravo è Crociata nella fase difensiva anche oggi. Crociata molto bene oggi, devo dire. Al di là del gol. Giù. Crociata guai, fallo di Gomes da giallo. Dai, nemmeno adesso giallo, si gioca. Si partiva in contropiede qua. Gomes ha agganciato la gamba. Attenzione di Francesco, sta a scatenare l'Empoli su di lui, costringe al cross alto di Francesco, poi c'è la spinta su Caporale, questa volta sanzionata. Ma in precedenza Gomes protesta, infatti i giocatori del Lecco ancora per il fallo partiva il contropiede lì con Gomes, quindi era fallo da cartellino, qui intanto vistosissima la spinta di Mancuso, non può esimersi su Caporale, ma è il precedente che Zeliak stava andando a rimarcare all'arbitro. Gomes ha agganciato da dietro il giocatore era Sersanti, se non ho visto male, che dopo lo stop di Novakovic si stava lanciando in contropiede e Gomes lo ha agganciato da dietro netto. Però insomma quello che dicevamo prima della partita con Aldo, questo recupero palla lì nella zona di centrocampo può configurare delle occasioni, no? per il Lecco. Assolutamente. Tanto forse c'è una pausa pubblicitaria per noi, sì, allora ci vediamo tra qualche secondo. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in Riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Da lì, deve rimetterlo là davanti. Allora, 24 minuti di gioco, dicevamo che insomma ci aspettiamo naturalmente qualcosa in più da Buso, certo magari... Più che da Buso io me lo aspetto da Bonazzoli che lo rimetta nel suo posto, perché lì Buso non ha senso. È troppo sacrificato, sì. Tant'è che non ha ancora quasi toccato il pallone. Cioè. No, perché, ma obbligato, perché c'è Lund che praticamente gioca da ala e che lui è obbligato a coprirlo. Allora, da casa ci scrivono Marinella, bene Lecco vai, Gianluca, buon pomeriggio ragazzi da Scandriglia, Rieti. Forza Lecco, la squadra la vedo motivata e quadrata. Made in Tokyo Japan, non datemi false speranze. Stiamo giocando bene comunque, quindi... sono d'accordo sul motivato, sul quadrata un po' meno, perché siamo un po' troppo... Sì, concediamo degli spazi. Diciamo che tra centrocampo e tre quarti difensiva nostra concediamo qualcosa, però siamo pronti a ripartire bene, con più giocatori. È l'arma a doppio taglio, nel senso recuperiamo palla alta, però rischiamo i contropiedi. E bisogna riuscire a trovare la quadra, non semplice, ovviamente siamo in Serie B, però diciamo che qualcosa di buono si sta continuando a vedere sempre più. Soprattutto, io dico, secondo me, negli ultimi 3-4 settimane il Lecco è fisicamente, non dico, se non alla pari, è comunque quasi al livello ha raggiunto un livello sufficiente. Partire da lontano come ha fatto... Noi siamo andati in apnea il primo mese e mezzo e si è visto, altrimenti a Cittadella avevamo 3 punti da Cittadella, quindi... Assolutamente. Adesso quantomeno ce la giochiamo, anche a Modena, se ricordo bene, abbiamo finito quasi un sacco di ragazzi con i crampi, quindi adesso sei consapevole che quantomeno puoi fare quella corsa in più, perché comunque il fisico ti regge 90 minuti. Sì, Gianluca dice rispetto alle prime partite mi riferivo nella storia del quadrato. Sì. Palla dentro, salva tutto Caporale. Sì. La palla vagante nel cuore dell'area piccola. Il cambio da 3-4 dietro non è così rivediamo, banale. c'è il cross, palla che sfila e poi Caporale per fortuna anticipa gli attaccanti. Galli è andato a vuoto, non è riuscito Di Francesco l'aveva messo a rilanciare, sì, e ha un po' sbarellato tutti gli altri compagni. Intanto conclusione sul fondo di Gomes almeno. Aldo, che tipo di aggiustamenti faresti tu tecnicamente, tatticamente in questo momento? Tatticamente c'è l'equivoco Buso, c'è niente da fare, cioè se Buso deve fare quel lavoro lì non è il suo lavoro e quindi magari farglielo fare un altro, però dopo ti giochi un giocatore offensivo davanti, oppure lo sposti
lo sposti, fai un aggiustamento tattico e lo rendi più incisivo, per fare capire un po' all'Honda anche di stare un po' più dietro. Grandissimi due doppi intervento di Galli e poi Lepore doppio take l'hanno recuperato un'ottima azione. Il 20 Vasic che è stato contratto da Galli. La palla è comunque finita dalle parti di se non ricordo male, di Francesco, e Lepore, un altro perfetto intervento in scivolata, ha portato via il pallone all'avversario. Vasic è stato colpito da Galli dopo la riconquista del pallone da parte del blu celeste, quindi non c'è fallo, c'è rimessa laterale per il Palermo, perché è stato appunto Lepore in take a intervenire. E se non sbaglio, vado a memoria, per la terza volta in stagione Lecco in vantaggio, no? Dopo Cittadella e dopo l'ultima Pisa. Per cui insomma vediamo anche come e se riuscirà a gestirla. Tanto sono arrivate delle belle foto di Matteo, non so se Fausto in regia poi farai vedere qualcosa. Ho visto una prima di tutto lo stadio da un angolo della curva, è spettacolare veramente. Molto belle, come al solito, le nostre foto del nostro Matteo Bonacina dal campo del Barbera. Come già detto in precedenza, oggi l'ECN Sport, due giornalisti inviati. Caporale va sulla sinistra, messo giù, strattonato, non c'è niente, non vale la candela questo fallo, ha ragione l'arbitro. Però Caporale poteva forse divincolarsi prima, ma la crociata, recuperiamo un buon pallone. Rimasta sulla sinistra, però mette fuori. Sì. Rimasta a terra il giocatore del Palermo qui. Ma però posso dire, ma perché? Ma è sempre così. No, non è vero. In Serie A ho visto spesso e volentieri ultimamente i giocatori si disinteressano completamente. Ieri su tutta la partita della Juve col Verona con purtroppo fuori un sacco di quello. Quel gol, poi chi era Faraoni che si ributta dopo che vede il gol. Quindi anche perché guarda, vediamo di quelle cose che prende una manata, si alza, guarda, non è vede il gol, ritorna giù. Qui non ha fatto niente. Sì, che poi io sarei per, se l'arbitro non ferma il gioco si gioca sempre. No, è la regola. Sono i giocatori che non è che è la regola. È la regola. Non lo so, però i giocatori 1 su 2 lo vedi, butta fuori il pallone. Dico anche il giocatore stesso. Però sai cos'è la cosa brutta? È che poi dopo invece quando giochi si incavolano. Ma perché vige appunto questo? Perché se non la butti fuori dopo ti senti dire che sei antisportivo. Quindi che vige questa sorta di accordo, diciamo, tacito. Ma infatti a me per esempio Buso, quando lui l'anno scorso ultimamente ha preso molto più le misure. Ma ti ricordi anche durante i playoff col Cesena, se ricordo male, invece di tirare si era buttato. Ci ha provato anche nelle prime giornate, poi dopo ha corretto un po'. Però quest'anno è molto più centrato, diciamo, sulla questione. Intanto Lecco che adesso ha possesso palla, siamo nel 30° minuto, Lecco avanti 1-0. Tanto allora c'è Giuseppe che non c'è bisogno di ripetere, abbiamo capito Forza Palermo, quindi diciamo qual è la tua fede sportiva, e arriviamo Forza Catania anche da parte di un altro utente. Se il tifo è sano e genuino. No, certo, assolutamente Noi ben conosciamo certi soggetti che sarebbero da eliminare dal mondo del calcio, ma se invece così va benissimo. Tanto bravo Sersanti, grande che da dietro interviene sul pallone pulito e spezza l'azione di Francesco. Piccinini comunque sta lasciando molto giocare fisico, Sì. Guida sul pallone, però sai, ogni tanto te li fischiano. Un intervento anche abbastanza rischioso, però fatto bene da Sersanti. C'è rimessa per il Palermo, noi ci prendiamo un piccolo break. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Noi vediamo solo l'inquadro, non ho pensato. Allora, tentativo di Soleri, no? Non era Soleri. Forse Mancuso. Mancuso forse. Vediamo, la fanno rivedere. Sì, Mancuso sulla torre. Sì, va bene, poi col mancino la spedisce non so. Però devo dire... No, non lo dico. In curva, Niente. Va la rimessa dal fondo Seliak per Melgrati, che poi decide per il lancio lungo. Stacca Ionita, giù bene il pallone per Novakovic, Ionita va, aspetta la salita dei compagni, Sersanti pensa anche al tiro, c'è Buso sulla destra, Buso prova il fondo, la palla rischiava di diventare pericolosa per Pigliacelli che smanaccia in angolo, stava finendo nell'angolino.
cioè sotto l'incrocio, quello che doveva essere un cross probabilmente, Buso era riuscito a prendersi il metro su Lund per poi mettere il cross. Sì. Ne nasce un angolo. Pigliacelli costretto a metterla fuori. Pigliacelli che non ha praticamente ancora sporcato i guanti nonostante appunto la rete subita, ma nessuna colpa per lui. Si accende però il Lecco all'improvviso, si accende anche Ionita che ha fatto una bella azione comunque poco fa. Buso, palla dietro, Lepore va a mettere la palla sul secondo palo, Caporale! Il pallonetto che nasce alto sopra la traversa. Bello il cominciamo a cross di vedere, si comincia a vedere qualche schema offensivo, Sì. Qualche idea di Bonazzoli secondo me. Che non si vedeva con Foschi, Esatto, questo va sottolineato. Esatto. Beh, Bonazzoli comunque insomma, da centravanti di livello, ha giocato tanti anni anche in Serie A, la fase offensiva evidentemente la conosci. Ma no? soprattutto centravanti di un certo tipo, questo era una giocata per quel giocatore. Da Bonazzoli di una volta. Sì. Caporale è andato col terzo tempo e avesse avuto un attimino forse di una palla qualche centimetro più bassa, col colpo di Reni poteva riuscire a centrarla di più. Comunque adesso Palermo che conferma un po' quello che... Attenzione a Palermo, la conclusione di Vasic, a fil di palo. Questo è un buco. Si lamentano tutti i giocatori del Lecco sulla posizione irregolare iniziale di, non so se era Mancuso. Questo però è un buco, Sì, il buco sulla tre quarti che ci sta costando un po' di occasioni. Posizione irregolare che Palermo, non c'era di Soleri, perché era quasi in linea con Bianconi, e qua ha cercato di piazzarla e ci stava per riuscire Vasic, che è ancora a terra, è lui? Almeno così mi sembra lui. Ricordiamolo, Vasic che qui a Lecco ha fatto un po' i primi vagiti della sua carriera, Sì, però si conferma giocatore però fragile muscolarmente, infatti anche qua mi sa che non è andare a calciare... Per l'età Vasic è un 2001? 2002. Vabbè, è ancora giovane. Quindi no. Beato lui, Lasciamo stare. 2002 noi qui a Lecco avevamo già visto di ogni bruttezza possibile e immaginabile. Nel 2002? Sì, poco prima, e in quegli anni. E deve sostituirlo, Entra numero 23, no, 53. Conferma, giocatore talento di cristallo Vasic, purtroppo. Sì, però diciamo esce Vasic e entra Liam Anderson. Scusate. Io il Lecco me lo ricordo dal 1975. Beh, con Lorenzo Marconi, il capitano... Giovane elementari, mio papà mi portava... Parlavamo di Marco Marconi, io prima negli anni 80 qualcosina. Tanto si vede da qui la tribuna, diciamo, distinti, chiamiamola così, del Barbera, tanta roba. Palermo sicuramente non è una piazza da Serie B. No, ma infatti io sono contento che lotti comunque per la promozione, no? Perché sono squadre e piazze che devono stare in Serie A. Anche perché a rappresentare una la regione, Sicilia, no? Che negli ultimi anni... Palermo, Catania e anche Cagliari sono... Oddio, non dico che dovrebbero essere delle wild card, perché per carità di Dio non c'è, però attenzione ancora Palermo... Soleri, limite dell'area, lo controlla Crociata, anzi Sersanti, poi Zegliak e Lepore, ottima lettura difensiva. Che bravo Lepore che la fa impallare addosso, colpo di biliardo. Ha fatto il vecchio, tanta roba. Ha fatto lo specchio quando si faceva a calcio balilla. Lepore oggi veramente in partita bene, molto bene. Ha avuto quella partita fuori con Foschi che secondo me un po' se l'è segnata. Sì. Però diciamo che l'ha aiutato forse a tirarsi un po' lucido, no? E adesso che poi è un po' più terzino, se non ha pensato ne resterà solo uno. non ha tutto il campo da fare, solo terzino può mettere veramente tutta la sua qualità e centellinata. Adesso attenzione però, perché Soleri entra in area, Bianconi grande, chiude il calcio d'angolo. Certo, ogni volta che scendono loro pericolosi, però con la qualità che hanno, l'abbiamo sottolineato più volte, è probabilmente normale. Sì, diciamo è lotta 1 contro 1, Bianconi, Zegliak contro Mancuso e Soleri, insomma sfide non banali per i due centrali blucelesti. Tanto lo vediamo, Liam Anderson già entrato nel pieno del gioco su questo calcio d'angolo. Melgrati va a farsi sentire con Buso, inquadrato Ceccaroni. Seguiamo il corner per il Palermo, loro sull'1-0 Lecco al 36esimo. Vediamo
5 uomini del Palermo in area, più Gomes fuori e altri 2 del Palermo, palla sul secondo palo, rimane lì, riesce in qualche maniera, Melgrati che parata, quasi sull'istinto, è andato in tuffo, ma attenzione ancora Mancuso, palla fuori, la deviazione Melgrati, doppio, cosa ha fatto qua Melgrati? Ragazzi. Ha fatto un triplo intervento allucinante, come dicevo prima, lui è molto reattivo. Qui un rimpallo favorisce, ma Soleri che ci si gira a botta sicura, Melgrati ha un riflesso spaventoso, palla fuori, conclusione deviata, Melgrati e anzi no, c'è la conclusione di testa di Soleri che la butta alta e poi fuori gioco. Poi fuori gioco? Sì. Sulla seconda di Soleri. Sì. Però diciamo la prima parata porta una reattività incredibile. Lecco che era stato sfortunato perché il rimpallo era stato favorevolissimo per Soleri, che si gira in un fazzoletto col, se non avevo visto male, Zeliak attaccato praticamente ai pantaloncini, girata, e Melgrati secondo me è andato totalmente sull'istinto lì. Tiro da fuori chi l'aveva fatto? Sulla seconda occasione? Mancuso? Questo è un brutto fallo. Sì, Galli a terra, attenzione. Ci vediamo un piccolo break, torniamo subito. Questo è Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. No! Dai, ancora Lecco in avanti, Buso! Questa grande parata. Bravissimi. Prima Ionita al centro dell'area, ribattuto, vediamo. Qui Ionita, anzi non arriva Ionita, poi Buso sul primo palo e Pigliacelli fa una parata spaziale che fa il pari con quella di Melgrati. Se non fosse questo è ancora più difficile, perché era sul palo basso, sul primo palo basso, e Pigliacelli va a pigliare un gran pallone. Attenzione alla cross, Ionita, la palla dentro che attenzione a non prendere contropiede. Però sto vedendo Sersanti va a prendersi il fallo di Mancuso, bravo. Bene. Tutti reattivi sul pezzo comunque. Finirà come finirà, ma ragazzi, ma ci stiamo giocando una gran partita. Ammazzo davvero contro stiamo giocando una gran seconda partita. in classifica. Qui Sersanti è una delle mie personali sorprese di inizio campionato. Io non pensavo fosse di questo livello. No, io me lo ricordavo anche nella Juve. A me lui ha giocato bene anche contro di noi. E avevo qualche dubbio anche su Caporale, che invece anche lui sta, e Novakovic soprattutto. Tanto palla sul secondo palo, dai, tienila! Per poco Buso non la gioca. Comunque era quelli che dicevano il Lecco non ha il livello da Serie B, mi sembra che stia dimostrando, no? Anche quelli che hanno detto che il Lecco non ha livello di Serie B non hanno visto le partite del Lecco, c'è solo da dire quello. Perché noi ce la siamo giocata con Brescia, con Frappi, no? Col Modena, ce la siamo giocata col Catanzaro, ce la siamo giocata con quasi tutte le partite. Poi che abbiamo sbagliato individualmente, ma poi gli errori individuali, la condizione fisica impatta tanto sugli errori individuali. Poi certo abbiamo dei difetti, perché Novakovic, gran giocatore, ma non è un bomber. In difesa Zeliak e Bianconi comunque esperienza e capacità, ma sono due giocatori che arrivano dalla C, quindi non sono marcatori di livello. A centrocampo Galli è fragile, però signori, lo sapevamo che eravamo in sofferenza. L'anno scorso non eravamo più forti della C, e quest'anno ancor meno siamo forti come tanti altri di B. Novakovic prende dall'esterno, punta Ceccaroni, Novakovic aspetta la salita intelligente di Ionita, palla dentro! Eccolo Sersanti! Grande azione del Lecco! Eccolo Sersanti! Grandi azioni in attacco, bravissimo. E Novakovic che ha fatto una giocata, Ionita ha messo un pallone perfetto e Sersanti si è inserito come il miglior Lampard celeste. Al Barbera. Vediamo qui Novakovic da solo con due uomini attaccati, tiene palla, punta l'area, aspetta, sembrava Gilardino contro la Germania,
palla Sì, dentro bravo, di vero. Ionita e poi Sersanti Perfetto. in scivolata, in spaccata, anticipa Pigliacelli e la mette sul secondo palo. Ragazzi, che azione! Che azione! Molto molto bene. No, veramente Novakovic adesso che l'ho vista, uguale, non fa il tacco, Aspetta e poi si gira sull'inserimento di Ionita. Lo serve Ionita dal fondo, palla dentro. Malgrati beve acqua, si disseta, ma può essere più che soddisfatto, No, direi. Ragazzi, ripeto, finirà come finirà, ma oggi ci stiamo giocando alla grande questa partita. Contro una squadra che deve andare in Serie A, costruita per andare in Serie A, quindi... Poi, e comunque, ecco, quello che dicevamo all'inizio, guardate dov'è Sersanti adesso. E dov'è Buso? Sì. Ha cambiato, ha fatto 4-4-2 adesso, non c'è più Buso là. Infatti, ecco, Sersanti che... È allargato Sersanti, sì, è vero. Sì. Ha messo Buso un po' più avanti e tiene largo Sersanti di qua. Attenzione però al Palermo che è sempre pericolosissimo. Quella partita qua neanche si siamo 3-0 finita. No, basta vedere il Cagliari. Attenzione. Qui. Forse il fallo di Caporale, ingenuo. No, ma però non puoi ammonire ogni fallo. Si prende il giallo e concede un calcio di punizione interessante per il Palermo. Qui è stato bravo Soleri. Dai 18-20 minuti. Questa è un po' un'ingenuità. Qui è stato bravo Soleri però perché... Beh, un po' anche con esperienza. Ma perché Caporale è andato sul pallone, Soleri ha allungato il piede, Caporale ce l'aveva teso e quindi gli ha fischiato fallo. Infatti Caporale si lamenta per quello. Che lui era già sul pallone. Soleri è andato a calciarlo, però Caporale aveva la gamba tesa, quindi... Ha punito la gamba, che però era già lì, la gamba, non è... Sì, non era... Secondo me, magari giallo, il fallo sì, ma non è da giallo. Tanto però attenzione perché c'è calcio di punizione, Stula Sui numeri ce li hanno, sicuramente. Sul pallone. Sta punizione. Siamo nel 44esimo anche perché minuto. bisognerebbe andare in spogliatoio col 2-0, che sarebbe fondamentale. Stulaz sul pallone, 3 uomini, 4 in barriera per il Lecco, più 2 a dar fastidio e altri 2 del Lecco ancora sull'esterno. Va Stulaz, Melgrati poi sulla traversa, Seliak, la palla rimane lì e poi allontaniamo Melgrati ancora. Adesso attenzione, Caporale, la palla del Lecco. Lecco che può salire, c'è solo Novakovic. Caporale va, siamo 2 contro 6. Caporale che addirittura cerca la conclusione. È sparita. No, un po' più alta, guardate che era gol. Era in porta. Perché Pigliacelli ha dovuto saltare per prendersela la palla. Qui intanto, vediamo, Melgrati, poi la traversa, Seliak prontissimo lì e poi c'è il fallo di mano di Lund e poi riparte Caporale. Non so se ha dato il vantaggio e adesso ha fischiato il fallo con Luce. Diciamo un'altra magia di Melgrati qua, ragazzi, perché fa un intervento. Sì, ragazzi. La mette sulla traversa. Vediamo da qua. Sì, ha smanacciata, smanaccia con mano aperta sulla traversa, mano di richiamo e poi Seliak perfetto. Si fa anche male tra l'altro Melgrati, mi sa. Seliak che era nel posto giusto al momento giusto, che è un po' la sua dote, diciamo, principale. L'esperienza e la capacità di posizionamento spaventosi di Vedon. E poi bravo Lepore che in mezzo a 2 uomini si fa fare fallo e... oggi Melgrati abbacchiati i tifosi del Palermo. Melgrati se l'avvio di campionato è stato difficile per Melgrati che non dava l'impressione di essere sicurissimo, oggi ha preso veramente non che Pigliacelli abbia fatto da meno, chiariamo perché tutti e 2 i portieri oggi sono stati tra i migliori delle squadre. No, prima che qualcuno venga a dire Melgrati migliore in campo, sì, però anche Pigliacelli. Quindi... E poi siamo 2-0 comunque, quindi voglio dire, no? Cioè, hai costruito comunque delle azioni. All'inizio. 5 minuti di recupero? All'inizio per l'arbitro. Sembrano un po' tanti, 5 no, ma all'inizio abbiamo perso... Sono comunque tanti, C'è l'inizio. Abbiamo perso un sacco di tempo per l'arbitro all'inizio. Poi ha segnato 2 gol, quindi è 1 minuto, te lo dà di solito. E poi 1 minuto così perché voleva andarlo. 4 sì, 5 no. 4 era brutto. Volevano essere un po' antipatici. Allora, intanto concede Lepore qua gli ultimi minuti di sofferenza, però ci sta, se riuscissimo ad andare 2-0 nello spogliatoio, sarebbe sì, poi dopo il secondo tempo sarà comunque una guerra, perché sì, il secondo tempo sarà una guerra. Attenzione all'angolo dalla sinistra, la palla dentro, di testa, chi era Novakovic che allontana, o Novakovic o rimane avanti. Palla ancora per il controcross, Novakovic di testa ancora in copertura. Non va per il sottile, spazza Caporale. Novakovic.
No, Novakovic anche oggi, però diciamolo ragazzi, perché l'azione veramente hai sottolineato prima tu del gol. Come dicono tutti quelli bravi, canta e porta la croce Novakovic. Sì, ne porta 2. Canta un po' stonatello perché davanti non è che segni granché. Tanto però grande, porta 2 croci. Grande intervento qui di Seliak, veramente in spaccata su Soleri, gli ha messo la museruola. Soleri si lamenta, ma veramente tanto per lamentarsi, perché qua, oddio. Diciamo, tanto mestiere per Seliak, Soleri pianta i piedi, però non fa niente a dire alla fine Seliak. Ci sta. Esperienza, tutto quello che dicevamo prima, posizionamento e esperienza di Seliak, tanto qui recuperiamo palla, guadagniamo la rimessa laterale? No. Rimane dunque davanti comunque il Palermo, se ne sono andati già 2 dei 5 di recupero. Matteo, dalla destra. Sbagliano! Novakovic riesce a lanciare Buso che però non ci crede. Però era fuori misura il passaggio di ma non si era fermato. Anche perché qua Buso avrebbe potuto accendere, no? Sì, c'era di là c'è la crociata in proiezione, qui Buso che non copre. Attenzione, va Stulac sulla sinistra, il cross, ancora Bianconi. Sbuccia il tentativo di rilancio, Melgrati. Che parata ancora Melgrati sul questa fosse una delle più semplici. Di Lucioni. Forse una delle più semplici. Dobbiamo però buttare il pallone. Poi c'era forse qualche fallo, vediamo. Qui Lucioni dritto per dritto e Melgrati come una catapulta si lancia sulla sua destra. Che citazione. Dovevo dirla da anni che non la facevo la citazione. Attenzione però ancora Palermo, Soleri, la palla che filtra, non viene deviata all'interno dell'area di rigore. Che sofferenza però ragazzi. Non sono magari segnali anche questi? Può darsi. Rivediamo anche questa azione sulla sinistra. Fuori gioco Lund. E perché poi non ci è arrivato per un pelo Mancuso. Sì. Manca 1 minuto e 40 alla fine. Sofferenza fino alla fine di questo recupero. Ragazzi, cosa pretendiamo da andare a comandare a Palermo? Già siamo 2-0, prendiamoci un po' di sofferenza. Ma io ti dico... È compresa nel biglietto. Ma prima della partita io avrei fatto non una firma, ma 20 firme per essere in questa situazione. Assolutamente. Alla fine primo. Vediamo Seliak, dai, falla scorrere. Grande colpo di testa in tuffo. Bene. Su Melgrati non c'è niente, qua si protesta. Sì, infatti, a noi ci ha ammonito anche sulle intenzioni, perché... Manca 1 minuto intanto. Non è che ha preso un po' le misure questo arbitro, perché comunque anche a noi ha concesso di giocarcela fisicamente. Dai che chiudiamo in avanti. Crociata! Bravo! Si deve buttare per andare a riconquistare il pallone. Arriva il fallo, sì. Addirittura giallo. Fallo è giallo. Allora calcio di punizione dal limite dell'area a sinistra per il bravissimo. Fallo di Matteu, che lo tocca. Che finisce tra... Anche lui sul taccuino dell'arbitro. E attenzione che da lì Franchino Lepore prova ad andare in porta. Comunque Crociata ha centellinato la qualità, ma... Che le giocate che ha fatto, sì, direi... E soprattutto, come dicevi tu, dietro... dalla sua parte non sono scesi molto. Si è speso tanto anche in fase difensiva. Allora, sistema il pallone, io credo Lepore. E qua si va su 3-0. Magari. Lepore con... Vediamo, Crociata si allontana. Beh, Lepore da lì va... La mattonella c'è per va Lepore. In porta Franco Lepore! La parata di Figliacelli. Poi Bianconi cerca di limitarlo, ma la forza. Qua giochiamoci magari anche il fallo, se capita. La partita è finita. Va al servizio sulla sinistra. Grande Crociata. Mamma mia, che rincorsa del numero 21. E chi diceva partita di sacrificio. E chi si lamentava del fatto che non abbiamo giocatori di Serie B. Crociata appena adesso sta iniziando ad essere fuori. Grande recupero palla di Sersanti. Recuperiamo e giustamente finisce. Però va bene così. Va bene così. Finisce il primo tempo. Lecco in vantaggio 2-0, ragazzi. Dobbiamo mandare Benedetta su tutti i campi della Serie B sempre la domenica. No, perché veramente stiamo assistendo a un grande Lecco che tiene il campo, che è in vantaggio 2-0 meritatamente. Prima di quest'anno io ho sempre detto, io vorrei vedere per una volta il Lecco in B, poi andiamo giù direttamente, giochiamo. Ma quello che e adesso posso dire, ho anche visto un Lecco che a Palermo la gioca alla pari. Soprattutto un Lecco che, la cosa probabilmente più positiva di oggi, le risposte che hai avuto dai nuovi giocatori nuovi arrivati quest'estate, i vari Ionita, Crociata, Sersanti, stanno che fino mettendo adesso quello che li hai comprati per fare. E che si iniziano appunto, l'abbiamo sempre detto, quando inizieranno a girare questi giocatori avremo un altro Lecco. Quando si diceva
che il Lecco faceva tanti errori individuali. Io lo vedevo più come un non ancora, diciamo, assemblaggio completo tra diciamo, quelli giocatori di categoria che avrebbero dovuto accompagnare gli altri, che sono questi proprio e gli altri. Quindi succede che tu sbagli perché non hai la sicurezza dell'ambiente. Quando però quei giocatori di categoria iniziano a integrarsi, iniziano a giocare trascinano anche gli altri, ci danno più sicurezza. Sersanti con vicino Ionita che gli spiega cosa fa, esatto, è un'altra cosa. Esatto. E poi io ho il mio cruccio che secondo me il primo mese e mezzo fisicamente non c'erano, quindi Ionita non poteva fare la gittata in più perché sapeva che aveva 60 minuti nelle gambe. Crociata non poteva fare lo strappo perché sapeva che si strappava. Invece adesso hanno fiducia di giocarsela fino alla fine comunque. Allora dovrebbe esserci Benedetta in collegamento. Benny, mi senti? Vi sento. Sì, ciao Benny. Allora qua stavamo dicendo che ti toccherà poi andare su tutti i campi della Serie B perché dopo questo primo tempo... Vero, è un primo tempo incredibile. Lecco ha giocato il primo tempo praticamente perfetto. Le parti nei gradi avete visto che ha fatto tantissimi interventi, l'attacco ha funzionato, si può dire tutto bene per adesso. Soprattutto dicevamo che la cosa forse più positiva è che i giocatori, quelli diciamo di livello che sono arrivati quest'estate nel mercato, finalmente oggi hanno dimostrato quello che può essere il loro valore, il loro apporto a questa squadra. Mi riferisco agli Ionita, ai Crociata, eccetera, insomma. Sono d'accordo, tutti hanno dato il loro contributo, ma soprattutto dei Crociata ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi perché era forse l'uomo più atteso di questa partita, essendo dominato proprio Città Palermo. Quindi ha dato la risposta più importante, ma come dicevi tu anche gli altri giocatori, effettivamente anche Ionita si è fatto una partita finora magari un pochino meno presente di altri, però si è visto tanto, anche lo stesso Novato, visto ancora, ha contribuito molto a vedere la squadra anche più al netto del primo gol del Lecco, ma in generale direi che non riesco a trovare una nota negativa, sinceramente. No, assolutamente, anche in difesa. È chiaro che bisogna sempre soffrire perché la qualità del Palermo davanti è tale, no, che ci fa comunque soffrire sempre ogni volta che scendono. Però in area. Hai avuto anche Melgrati oggi. Tra l'altro Melgrati, autore di super parate. Esatto, sì, appunto l'ho citato prima perché anche lui comunque ha fatto delle parate decisive, interventi importanti, ma in generale sì, tutta la difesa e sicuramente ha retto bene oggi. Quindi, ripeto, non riesco a trovare note negative, lo dico sinceramente. No, non ci sono fino adesso, per fortuna. Come ha reagito il Barbera al raddoppio del Lecco? Il Barbera devo dire che, come avevo detto prima, c'è un clima incredibile qui, bellissimo davvero, ma ha un po' rumoreggiato, però vi devo dire la verità, alla fine ha subito ripreso a cantare come finite fosse successo, quindi al momento non sembrano contestazioni particolari o non so, cori nei confronti dei giocatori, diciamo, di stessa. Poi vedremo come evolverà la partita. Sì, anche perché comunque è stata partita vera, combattuta, no, da entrambe le squadre. Fino adesso Lecco cinico e concreto, che poi ha avuto anche altre comunque occasioni. Va bene, Benny, ci aggiorniamo a fine partita, dunque buon secondo tempo. Anche a voi, buon proseguimento, grazie mille. A più tardi, ciao Benedetta, allora lasciamo il suo lavoro a Palermo, noi ci prendiamo un break un po' più lungo, torniamo tra qualche minuto per raccontarvi la ripresa. Sersanti www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2 o 3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Quando hai il cioccolato nel cuore, entra nel cuore del cacao. Vanini ha nel cuore il pianeta. Ha nel cuore le persone. Ha nel cuore la qualità, la felicità, il piacere. Vanini, nel cuore del cacao. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com.
Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiolo, Lecco. 0341 57 86 91. www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci per il secondo tempo, proprio nel momento in cui Piccini di Forlì fischia l'inizio delle ostilità. Proprio lui. Allora, 2-0 per il Lecco, l'abbiamo detto, abbiamo raccontato questo meraviglioso primo tempo della squadra blu-celeste. Vediamo se ci sono cambi, dovrebbe esserci... È entrato Jensen per Matteo, che già ammonito e poi è stato probabilmente il peggiore in campo del Palermo, perché sono scesi sempre dalla sua parte. Sì. Poi soprattutto l'ultimo intervento da giallo su Crociata lo ha un po', credo, condizionato. Di è Graves?
Ah, perché Jensen Simon Graves, nordico, anglo-nordico. Sì, non capisco perché nella distinta del Palermo viene indicato come cognome Jensen, ma un po' quello che hanno fatto anche per Lund, che è segnato come Hansen di cognome, però vabbè, niente. Quindi dunque è Graves. Tanto Gomes, manovra, Stulaz, palla profonda, esce Soleri in appoggio. Chiuso da Zeliak, molto bene. Ovviamente dobbiamo aspettarci la reazione veemente del Palermo, no? In questo secondo tempo, perché... Stulaz sempre sul pallone, la palla sulla sinistra, libero per il cross Lund, Zeliak stacco imperioso. Che partita Zeliak, ragazzi, Sì, ha dovuto solo, diciamo, purtroppo osservare la gran girata di Soleri ed è stata forse l'unica volta in cui veramente è andato sotto nell'1 contro 1, però è stato più bravo il 27. Ho tentato vedere Simon Graves Jensen, danese, quindi Jensen è attenzione però, grande intervento di Lepore qua sul Mancuso, praticamente Mancuso è il limite dell'area, ha provato ad allargarsi sulla sinistra e Lepore gli si è infilato praticamente nei pantaloncini, si è messo davanti e poi ha subito la carica, non so come ha fatto a... Siamo già dall'altra parte. Santi, Largo, Buso, che oggi non riesce a incidere là così largo, Sersanti deve attendere la salita di Galli, il cross 100 Ionita non può fare molto, palla, un'appoggiata Pigliacelli. Avrebbe potuto cercare una sponda corta per Novakovic che era lì a fianco, ma molto difficile da realizzare. Il cross della tre quarti o sfondi oppure è difficile il segno secondo me è un buon segno il fatto che lui fosse lì, cioè vuol dire che sia lui che Sersanti in alternativa si buttano dentro, che sono le loro caratteristiche poi alla fine, soprattutto di Ionita, e qui sì, poteva forse provare a smorzarla per Novakovic, ma comunque per adesso da sottolineare la fase difensiva comunque dell'Eco. Sì, è vero che abbiamo sofferto, però insomma che bravo Buso a contenere Gomes, poi però direi 4 gli va via con buona efficacia comunque fino a questo punto. È chiaro che qualcosa devi concedere soprattutto a livello di conclusioni, di tiri, no? Per la qualità che hanno loro, però come sempre Ionita, grande recupero palla, se ne va 2 contro 4, se ne va Arthur, però deve fermarsi, sono in mezzo a 2, grande numero. Ionita sta crescendo tanto in questa partita, ragazzi. Attenzione, ancora crociata. Buso, la conclusione, la parata di Pigliacelli. Bravo. Ci siamo. Questa è simile alla conclusione del primo tempo di chi era stato Vasic. Perché è lenta ma piazzatissima, guarda. Solo che va dall'altra parte. Abbiamo guardato la partita contro il Palermo Spezia. Abbiamo guardato e abbiamo imparato. Pigliacelli è bravo Pigliacelli qua. Che la piglia ancora un'altra volta dalla destra qui. Buso si è acceso perché non era forte ma era molto angolata e poi ha rimbalzato giusto quei 2 metri davanti a Pigliacelli, cross dalla destra, e comunque Ionita accesissimo quest'oggi, davvero. Ionita crociata, Sersanti oggi direi su tutti, anche Lepore, ma battuta dalla destra, l'angolo, palla fuori, la conclusione bella, però ribattuta qua, era riuscito comunque a tenerla giù che... no ma dai, che tuffo di Mancuso qua. Sersanti non è già molto, no, infatti ho avuto un brivido, ma poi fortunatamente non c'è provvedimento, sì, ma qua fallo tattico ci stava, ma gli ha soffiato, stavano partendo, è stato poco più che un soffiargli sulla maglietta questo, e però si sa che in questa situazione sì, certo, poi sicuramente come la capanna dei 3 porcellini, quella di... No. Sicuramente poi un filo di condizionamento in quello stadio qui ce l'hai, però attenzione, Palermo cucchiaiata dentro, Melgrati, Caporale controllava comunque 5 minuti della ripresa, se ne sono andati 2-0 Lecco. Leggevo un po' di messaggi che poi abbiamo un po' perso il filo. È scomparso? No. È qui sulla destra, è scomparso. Sì, poco servito anche dai compagni. Allora, vediamo un po' cosa ci hanno scritto. Ci sono tantissimi messaggi. Allora, ancora non è finita la partita, rispetto a prima vedo più manovra. Vero, sappiamo, siamo alla mezz'ora, qui siamo ancora nel primo tempo. Lancio in profondità, corre Buso, prova a accendere il motorino, però sono in anticipo su di lui Lund,
E Ceccaroni, Lund, poi sarà al Quelli centro. che dicono, dice Gianluca, quelli che dicono che il Lecco non è la Serie B, tutti barlafusi. L'ho letto anch'io, questo è il primo tempo ancora. Tutti barlafusi, più che barlafusi. Poi forza ragazzi, avanti così, dai, vamos Lecco, Renato, ciao Renato, grande Lecco. Attenzione sulla destra di Francesco, si stacca Henderson, forse il primo pallone toccato addirittura. Lucioni dietro, il cross in area, secondo palo, alto! Mancuso altissimo. C'è poi Giovanni Falcone che credo da Palermo, comunque dalla Sicilia, si devono solo vergognare questi venduti, insomma critica verso la squadra rosanero. Il mister deve essere motivatore e non remissivo, dice Gianluca. Mister, chi ti riferisce? Bonazzola, Malgrati? Già Porcorini, perché è di no. No, Gianluca penso sia nostro. No, per capire, perché c'è sempre questa ambiguità purtroppo di fondo. Sì, nessuno dei due in realtà lo vediamo sgolarsi, non è nelle loro caratteristiche. No, sai che invece Malgrati un po' di più. Io ti dico la verità, io me lo ricordo, Malgrati ero spesso volentieri a vederlo allo stadio, ma io gli occhi così iniettati di carica, di cattiveria, da giocatore non li aveva. No, infatti. È molto più ma carico e cattivo, cioè cattivo in senso buono, intendo. Sì, agonisticamente. Sì, diciamo. Sì, è proprio e poi secondo me sa che adesso ha quello che ha desiderato, ha voluto, attenzione Stulaz, però lo scambio con Mancuso, l'1-2 non ci crede Mancuso e Galli chiude, anche se però sbaglia il rilancio, lo riconquista. Allora Renni anche avanti di 2 gol, partita comunque difficile contro una grande squadra, stiamo crescendo molto atleticamente, come diceva prima Stefano, in consapevolezza e qualità, sono ottimista per le prossime partite. Sì, ma questi sono segnali, comunque finirà questa partita, sono segnali davvero che il campionato è lungo ed è giocabilissimo dalla squadra blucelesta, anzi. Un saluto a Benedetta da parte di Gianluca. Walter, grandissimi, ciao Walter. Romano, keep calma, partita ancora lunga, se accorciano poi diventa bagarre, quello che è successo ieri Cagliari, oggi a Cagliari fa pensare. Noi teniamo duro che ce la facciamo. Roberto, ciao Roberto, e poi sempre Gianluca, ottimisti sempre, energie positive, minimo altre 2 occasioni buone da gol, adesso cambio modulo e ti copri. Ma sì, può essere, però non lo so, perché se la sta giocando per adesso a viso aperto così. Più che cambio modulo e ti copri, cambi interpreti, perché comunque il 4-5-1 più coperto di così. Al limite fresche, dici, puoi provare a mettere un giudice a posto di Buso che è un po' più guardingo. Attenzione adesso però di Francesco, il cross, secondo palo, la traversa di testa. Chi era questo? Forse Soleri. Di testa sul secondo palo, pallonetto scavalcato Melgrati, traversa. Sì. E qua Di Francesco ha fatto vedere la qualità. Bella. Poi mette dentro, sì, Lepore va a saltare sull'Epore, e poi traversa piena, poi forse c'è fallo di Mancuso. Sì, però diciamo qua Soleri, qui purtroppo diciamo è stata anche tra virgolette sfortuna, perché Soleri ha trovato come marcatore Lepore che non lo poteva tenere di testa, e intanto c'è un giocatore a terra del Lecco. C'è angolo, poi c'è angolo perché ha dovuto scalare l'Epore lì, c'è stato un po' il mismatch, diciamo. Sì, ci prendiamo un piccolo break nel frattempo mentre il gioco è fermo. Chi è che è? Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Sì, è entrato, ma adesso pensavo invece no. Allora, dentro Brunori per Insigne. Mancuso e Insigne per, non si è ancora visto, Henderson no, perché è venuto vicino alla panchina ma per far controllare il GPS. Perché è appena entrato lui, sì. Sì, è entrato al posto di Vasic. Ha cambiato tutti e 2 gli attaccanti. Di Francesco. Ah no, scusa, Di Francesco no, però avevo visto 27 invece Di Francesco. Sì, ha cambiato il davanti. Certo che insomma i nomi che stiamo dicendo, ragazzi, che qualità il Palermo, no? Sapevamo, però c'è 5 giocatori, escono uno solo di quelli sarebbe titolare da noi. Brunori,
che l'anno scorso ha rimesso l'attacco sì. con cui aveva iniziato le altre partite. Sì. Brunori praticamente, non so per chi si ricorda, è un po' il Carlos Franza della B, nel senso ha giocato tante categorie inferiori e poi è arrivato in B e poi è esploso sì. L'anno scorso grande stagione. Sì, non è più giovanissimo per tutta la carriera che ha avuto, però lui è un classe? Brunori è un 94. È un po' attenzione Palermo che entra in area dalla sinistra, provano il cross ribattuto, ma ancora si spinge con chi è il 32 Ceccaroni in proiezione, Zeliak lo stacco di testa da allontanare, ma rimane la palla a disposizione di Henderson che la serve a Jensen insegue Insigne, crociata non ci arriva, ancora Stulaz. Naturalmente c'è da soffrire, ma lo sapevamo, siamo Lucioni preparati per questo. Sbaglia e concede rimessa a Lecco. Che era Jensen? No, Lund. Che è stato il protagonista nei primi 10 minuti. Che è il fratello di Novakovic, a guardarlo in faccia, perché somiglia tantissimo come espressione. Poi è un po' sparito, Cugino. Lund aveva fatto quei 10 minuti in 4 ore con Di Francesco che sembravano inarrestabili, poi dopo una piccola accorgimento di Malgrati con Sersanti là largo gli ha un po' chiuso la strada e hanno faticato, adesso stanno provando a cambiare fascia, tanto il lancio sbagliato di Caporale, voleva alzarla per Novakovic, invece è uscita bassa laterale. Lucioni e non ha trovato compagni liberi. Chissà, mi chiedo, chi può essere il primo che può entrare dalla panchina nel Lecco? Giudici. Al posto di Buso, se Buso magari farà ancora brutta palla persa da crociata, non doveva, ci stavamo alzando, però per fortuna si sviluppa in orizzontale. Sì, rientriamo bene. Dai Buso, dai Nicolino, pressalo. Però Buso, mi viene da chiedere, Brunori, Lepore, intercetta poi Galli, freddo al limite dell'area. Sersanti, vediamo, guadagna forse la punizione, no, si prosegue, palla per il Palermo, dall'esterno Mancino, Lund, no, invece rimessa laterale per i blu celesti. Buso però mi viene da chiedervi, con un Palermo che attacca così tanto, sta un po' schiacciando il Lecco, però non potrebbe essere, visto che Di Stefano non ce l'hai, non può entrare, può essere il giocatore che in contropiede ti porta Sì, ma sicuramente si sta vedendo molto poco. La qualità sta tutta in quel tiro, tiro che ha fatto pochi minuti fa. Purtroppo Novakovic non riesce a far passare il pallone, però Zeliak allontana. Il pallone così. Adesso siamo un po' sfilacciati davanti, siamo un po' troppo schiacciati dietro. Adesso stiamo giocando con quasi Ionita, seconda punta, più che Buso che gioca da interno di centrocampo. Tanto da sottolineare, notizia extra, Sinner che vince l'ATP 500 di Vienna rimontando Medvedev. Palla di Jensen profonda, grande intervento di Bianconi, crociata. Non perderla, se ne va alla grande. Dai che c'è Novakovic, arriva anche, aspetta, e poi grande cambio di gioco Buso, poi ritardo Buso. Piccato, il pallone è un po' intelligente l'idea, un filo troppo alta la giocata. E però dopo dietro Bianconi sugli scudi. Bianconi dai playoff dell'anno scorso, da come li aveva iniziati a come li ha finiti, e questa stagione ha avuto una crescita esponenziale. Tanto però attenzione perché Gomes butta palla dentro, Brunori sull'esterno della rete. Si fa vedere subito però Brunori. Non so se l'ha toccata Zeliak, no, invece no, rimessa dal fondo, siamo al 59esimo della partita. Resiste per il momento il 2-0 blu celeste. Palla dentro di Gomes, bella, Brunori che non trova lo specchio, buona azione Brunori, primi segnali del centravanti rosanero. Tencorang e Giudici intanto prendono istruzioni. Sì, probabilmente saranno loro i primi a entrare, l'abbiamo detto, Giudici che tanto sta entrando sempre bene. Novakovic penso sia adesso Novakovic una delle partite più difficili per lui che ci sia. Sì, però tanto qui bravissima ancora la retroguardia blu celeste, un po' troppo di fino
nell'uscita. Precisione, però Ionita no. grandissimo nel recupero palla, molto presente oggi. Ma Ionita è un giocatore che quando sbaglia, e lì aveva avuto un leggero problema in uscita Ionita, ma poi combatte subito per Novakovic, grande gancio, va via da solo, se ne va, però non accompagna nessuno, se ne va, attende la salita dei suoi. Novakovic bravo a tenere palla, ma una delle partite più difficili non che possa avere un centroavanti. Qui non abbiamo voluto forse disunirci un po' accompagnando l'azione. Che giocate sta facendo Novakovic da solo completamente in una metacampo enorme, perché poi presidiata da 2 marcatori centrali, e nonostante ciò palle perse di Novakovic zero, credo. Cioè le ha tutte difese e smistate. Grande. Tanto qua Sersanti, bel pallone per crociata che poi di prima lancia Buso, mettila giù Nicolino, bravo nello stop a seguire, poi la palla per Lepore che si lancia in area di rigore, Lepore ben contenuto, però è angolo. Bravo Franco Lepore che va a prendersi il calcio d'angolo. Ha provato col fisico ma non c'è riuscito. Gli diamo fastidio, bene. Parlavo di Foschi, dice Gianluca, a me Bonazzoli piace, è moderno. Beh, diciamo che Malgrati è moderno. È pronto. E allora qua entra in gioco. Bonazzoli è moderno perché il dualismo. Vabbè, Bonazzoli in conferenza stampa è bravo. Entra in gioco il dualismo. Tu sai cosa? Un po' troppe pause, però. Allora, calcio d'angolo intanto mentre cade qualcosa di fumoso dalle tribune. Poltino, Ionita, non c'è nessuno per andare a calciare lì. Insegue adesso Galli, non sbagliare. Manchiamo un po' in questo, da seconde palle da sviluppi di calcio piazzato, Sì. Non riusciamo mai a sfruttarlo. Ci vediamo un piccolo break, torniamo subito, poi finiamo questo discorso. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Allora, fuori Galli, giusta la lettura di Stefano a livello tattico. Allora, fuori Galli e fuori Buso. Metterà Sersanti centrale, Tenkorang mezza di destra e Giudici che è un po' più, diciamo, cauto di copertura. Galli ha un'ora, Ho visto che nelle altre partite viene sostituito spesso. Appena secondo me accusa un po' di fatica. Non lo rischia, ma saggiamente anche. Attenzione, il ragazzo è bravo, è forte, ma è molto fragile. Ragazzi, ancora Bianconi, E qui di mano, no? No. Ancora Bianconi, però vedi, Ionita se perde una palla subito va. Però diciamolo, Ionita ragazzi va a 10 km/h più forte di un mese fa, cioè più veloce. Però posso dirti anche di testa. Ha capito, come diceva prima Rinaldo, ha capito, cioè conosce i compagni. Quindi può capire, attenzione Palermo, limite dell'area, la conclusione sul c'è battata, c'è la deviazione però, calcio d'angolo. No, conosce meglio Brunori. Conosce meglio i compagni, quindi sa meglio dove stare, deve correre di meno, quindi. Molto nervoso Melgrati, intanto l'arbitro va ancora una volta. Non c'era secondo me la deviazione qua, Sì, c'è. No, forse dopo si è preso col giocatore che va a prendere il pallone. Beh, però è carico, è carico Melgrati. Qui Lepore a terra, Vediamo che tipo di problema possa avere Franco Lepore. No, si rialza. Robottino Lepore. Solo una botta. C'è bisogno, Leprottino. Quanto ha corso anche oggi Lepore, bravissimo. E c'era bisogno di ritrovarlo così. Alto, Ionita stacca, lontana, ma c'è Henderson che la ributta dentro, ancora un colpo di testa, doppio colpo di testa, non allontaniamo la palla sul secondo palo e poi Ionita finalmente. Palla che ballonzola lì pericolosamente su tutto l'arco dell'area piccola, poi fortunatamente però Ionita si vede che è un altro giocatore. Sì, ma lo vedi proprio fisicamente, che è un giocatore che è tornato, il linguaggio del corpo. È tornato un giocatore di calcio. E poi lui è uno che comunque col fisico ci gioca, quindi è importante per la condizione. Parte la battuta di Stulaz, stacca Sersanti, poi prova ad allontanare Lecco, c'è forse un mezzo fallo su un blu celeste, ma non viene fischiato. Tra l'altro, scusa, ora chi va a fare il centrale di centrocampo? Sersanti? Secondo me Sersanti, sì, guardalo qua. C'è Tenkorang, Sersanti Galli. No, anche perché Ionita ha ancora gamba, può averla, Tenkorang è nostra, Sì,
Non ci arriva No, Crociata, sta arriva però è laterale, nostra. dai. Ci vedo anche un altro giocatore che sta per smettere non ce la l'ha data? vittorina. No, sta dai. Ah sì, no, ce l'ha data. No, anche perché Tenkorang a gamba può rifare ripartire l'azione con velocità, l'abbiamo visto con E può Pisa. coprire, può avere più gittata di copertura rispetto a un Perché Buse. se il Tenkorang visto a Pisa, Vediamo. insomma, ci aveva Vabbè. impressionato È rispetto alla prima netta uscita. la rimessa laterale blu celeste Sì, qua, sì, eh? No, ma l'ha data loro, mi sembra. Dici? No, secondo me no, non so Oh, che gioco mamma. fermo perché Ti entra metti- Lemmens. Lemmens per qualcuno. Per l'Epore. Per l'Epore che non ce la fa, ragazzi. Purtroppo a sinistra siamo contati. Lemmens che ha l'occasione di riscattarsi. Lemmens l'Epore non ce la fa più. non sarà un compito facile quello del numero 32. La del cosa numero positiva è che 83. mancano solo 20 minuti, non più recupero. No, vabbè, è positiva secondo me Abbiamo dato perché positivo. oggi No. è veramente in una squadra che sta funzionando a meraviglia, quindi dici può essere trascinato anche lui sulla scia positiva? No, poi ragazzi, cioè uno poi si lamenta e accusa i giocatori, però sono ragazzi, quindi diamogli l'occasione di riscattarsi. Sì, assolutamente no, un ragazzo giovanissimo, ha qualità perché comunque ha fatto bene. Poi anche a livello, diciamo, come si dice, no, da parte bluceleste ci serve averlo, quindi... Sì. Perché sennò l'Epore non può giocarsi tutto il campionato. No. L'Epore ha fatto 65 minuti di grande qualità e quantità, ragazzi, quindi... Ma perché, cioè ragazzi, è inutile che ce la raccontiamo, lui, ma anche Gionita, Crociata, è gente che con l'intelligenza arriva prima che con la gamba, quindi... Sì, quindi sopperisce un po' anche quando non ne ha più molto, no? Per quello che diceva giustamente prima Rinaldo, se si conosce... Iniziando a conoscersi, Esatto. sanno anche quando correre e quando no, magari, perché sanno che c'è l'aiuto o non c'è. Tanto qui Crociata, bello con questa pallone. Vai dentro. Novakovic in area, qui? Luccioni mossa da karate qua. The Undertaker, lo ricordate, quando li prendeva per il collo e li trascinava a terra. Sì, poi li finita a terra non ci sono state proteste particolari da parte dei giocatori dell'Ecco, quindi... Beh, ci vuole un po' di più forse per un calcio di rigore. 67esimo, mancano ancora 25 Però comunque era stato bello il recupero palla dei blucelesti perché Novakovic aveva perso, cioè era stato rimbalzato la prima volta. Tra l'altro mi sembra un po' stanco Novakovic perché comunque ha fatto... Allora, in questa fase della partita adesso... recupero di Crociata, Tenkorang, serve bene. Dai che andiamo via, Giudici che va... Giallo su Stulaz, qui è il giallo di Stulaz, intervento sul Giudici che si era allungato il pallone. No, giallo. Giudice ha avuto l'intelligenza di buttare il pallone avanti e di prendere il fallo. Vedi, la freschezza di Tenkorang e Giudici secondo me potrebbe... Sì. Giudice ha visto l'intervento in tackle, allora ha allungato il pallone, esatto, e quello vado avanti, mi arriva sicuro. Esatto. Mi arriva sicuro. Non poteva più fermarsi Stulaz e l'ha preso in pieno. E c'è una posizione interessante, intanto perché alleggeriamo un po' il carico sulla difesa, siamo al 68esimo e abbiamo giocato sempre nella nostra metacampo, non nella nostra area di rigore, però parte la battuta un po' altina, la palla rimane comunque a disposizione di Caporale qui sulla sinistra, vediamo il cross, secondo palo, Novakovic di testa, fuori per Lemmens che la tiene viva, anzi Bianconi, non era Novakovic, Bianconi che poi cerca di approfittare di un'indecisione di Gomes, lo tiene lì sulla linea laterale, riconquista la palla, Bianconi, dai mettila bene. No! Vabbè, qui purtroppo non ha ragionato molto. Non ha visto... Sì. È Bianconi. Non ha la visione di gioco tra le sue cartucce da sparare, ci prendiamo un piccolo break. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Fallo conquistato con intelligenza tattica e calcistica da Ionita, che veramente sta giocando una gran partita. Sinner abita in Grigna al Cainallo. Sinner?
Notizie di tennis vanno sempre sottolineate. Parla italiano, Sinner, sì. Sì. Italiano, sì. L'ha dimostrato tra i suoi concittadini a Vienna. No, gli hanno chiesto questa domanda, gli hanno fatta e lui ha reagito un po' stizzito. Cantando l'inno austriaco lo canta in italiano. Una volta che abbiamo un giocatore, un campione di tennis. Un campione di tennis che pensa a giocare a tennis, soprattutto. Ragazzi, averne così di atletico con la testa di Sinner, anche negli altri sport. Ragazzi, Caporale è gelido qui, fatto un Stiamo giocando bene, no, anche nello stretto. Non queste cose. Brunori pensa al tiro, la smista sulla sinistra dove c'è Anderson, palla dentro e non ci arriva. Soleri. Cioè ci arriva ma la mette sul fondo con Melgrati in copertura. Anderson intelligente, però forse fuori gioco. Comunque, intelligente la palla di Anderson, ma il Palermo ha spostato in avanti il baricentro, che se gli prendiamo una palla a metà non stanno facendo pressione, però sono avanti, molto avanti, sono lunghi, vedi, quindi se gli prendiamo una palla giusta e noi non dobbiamo farci prendere dal voler fare la giocata. Qui avevamo sbagliato in uscita una palla che piuttosto lancia la lunga. Qui Novakovic trascinato a terra. Però posso dirvi che a me fallo. Mi sta veramente impressionando la prestazione del Lecco nel secondo tempo, per come sta controllando una partita, no? Quando vuole a bassi ritmi. Il tifoso del primo tempo che diceva motivati e quadrati, io avevo detto di no. Adesso invece abbiamo tutte le misure. Ma nel primo tempo avevamo un po' le misure un po' più... Beh, erano loro che ci stavano provando. Buttiamo via i palloni così. Sì, quando buttiamo un po' via, però... Qui si gira bene la centrocampista del Palermo. Loro giocano bene. Insigne poi sbaglia, Bianconi intercetta. Bianconi che partita, ragazzi. Sì, perché non lo vedi ma lo senti. Bianconi abbiamo trovato, non dico che c'era lancio di adesso Novakovic va bene tutto, ma non possiamo chiedergli anche questi scatti di 30 metri, perché si finisce così. Poi uno dice ma oggi non ha segnato, ma sti cavoli, per non usare il termine. Ma in questo momento sta facendo l'unico riferimento offensivo, quindi tutte le palle convergono su di lui. Ma la cosa bella è che però se gli lanci palla lui la tiene. In questo momento però non accompagniamo l'azione offensiva, perché pensiamo prima a difendere in questa fase. Lucioni, non lo so quanto sia un bene. Lund, però. Anderson, Lemmens, anzi Giudici lo tiene, sì. Poi Lemmens bravo a rilanciare. Ci sono solo maglie rosa-nero. Sulaz cross dentro. Non c'è la buttano via loro, hanno perso lucidità comunque in questa sinceramente ho visto squadre migliori. Pisa non per la manovra, non per la qualità dei giocatori. Per esempio a Pisa ci hanno messo nella nostra area di rigore e ci facevano girare la testa. Avranno fatto l'80% di possesso palla il Pisa, Poi non avevano secondo me se gli cambi e gli metti Mancuso o uno tra Brunori e Insigne al Pisa, vicecampionato. No. Ionita, una ripresa. Ionita è da solo, aiutatelo. Bravo. Si piglia il fallo, no? Un po' troppo ricercato forse il fallo da Ionita. Copriamo bene il Gomes, anzi Insigne, che sta giocando da trequartista centrale, non sull'ala. Palla per Gomes dalla sinistra, cross dentro, Melgrati. Che esci. Melgrati rispetto all'anno scorso l'ho visto, ha fatto più uscite oggi che l'anno scorso. Gli sono fischiate le orecchie. Scusate. Cioè alla fine ha detto esci un attimo, perché ma anche perché l'abbiamo sempre detto, oggi è stato il solito Melgrati, perché queste parate le ha sempre fatte. L'unica piccola mancanza è che manca un po' di coraggio nelle uscite, quindi forse perché lui stesso non si sente un Marcantonio, che invece sinceramente è. Quindi Giudici, impressione, Gomes su di lui Tenkorang dietro da Stulaz, poi Jensen. Bisogna comunque stare sul pezzo, perché insomma 2-0 che è un gol riaprirebbe un'attenzione maniacale. C'è tutto il tempo per far di tutto ancora. Ci vuole veramente un'attenzione maniacale. Stulaz, Insigne, girata dentro. Ma bravo Caporale che allontana. Ma buon per noi che non ha concluso in porta, però ancora c'è Insigne che fa un altro giro palla. La palla dentro, Brunori, non arrivano blu celesti, se ne va. Rialzarsi, no, non c'è niente. Okay, bravo Novakovic, ha guadagnato la rimessa laterale, ottima la giocata del 90. Sì, ragazzi, che giocata d'oro di Novakovic qua.
Allora, entra anche dalla panchina per il Palermo. Allora, esce Lund. Non si capisce bene. 33, Sembra può essere. Segre, no. Lund, Esce Lund, entra Aurelio, può essere? Sì, Aurelio. Aurelio? Sì, probabilmente l'ha visto un po' scarico. Beh, è andato molto spegnendosi nella ripresa Lund. Sì, gli ha fatto fare la fascia. Nel primo tempo si è un po' finito, sfiancato. No, io quello che sto vedendo però è che stiamo sbagliando un po' troppo palloni di leggerezza, quindi... Sì, abbiamo un pochino allentato la concentrazione e la precisione. Poi ci sta anche sentire la stanchezza. Ma in uscita soprattutto. Intanto adesso Jensen, Lucioni Insigne. Più che altro abbiamo un po' rinunciato alla manovra d'attacco. Tencolang, bravo Tencolang, pressalo, fallo. Però fa bene Tencolang a pressarlo. A tencoreggiare. Sì. Possiamo coniare questo nuovo termine. Poi si va di là. Palla proprio per Aurelio dentro il No! liscio di Zeljak, Insigne, poi Zeljak recupera Ci alla mette grande. la schiena, dai ragazzi, cosa chiedono? Non farlo di mano. Novakovic. Mettila giù meglio. Però bravo, vediamo se accompagna. Dai qualcuno, ragazzi. Non arriva nessuno. Aspetta. Giusto. Temporeggia, Bravo, poi è intelligente, bravo. bella la palla per Ionita, Bravo, che poi bravo, allunga sto. subito per Ottimo. crociata. C'è solo Tencolang. Ionita! Non l'aggancia di tacco, poi rimane lì, ragazzi. Doveva crederci. Sì, infatti anche qui Sersanti forse col fallo. No, non fischia. Crociata. Piccinini fortunatamente ha... Crociata, Bianconi, possiamo giocarcela. Dai adesso. ragazzi, Non proviamo stanno a pressando. offendere però, perché... Bene. Tieni un po' palla adesso, falli girare un po' loro. Vedi comunque che spazi che ci sono. Abbiamo, anche loro a non centrocampo. non ci stanno pressando adesso. Non hanno... Loro sono un po' spezzati in due. Andiamo, vai Lemens. Palla dentro, bella per Novakovic che prova a tenerla, si gira, la palla dentro, Non c'è nessuno. nessuno. Che giocata Novakovic, ragazzi, che giocatore Novakovic però. Qui forse sai che però poteva essere ancora più egoista e provare la conclusione quando è diventato la prima volta. Allora era un po' defilato, però... Oppure palla dietro. Adesso dobbiamo rientrare. 77esimo sul cronometro, la palla che va sempre là in isolamento sulla sinistra, cross dentro. Bianconi, sempre lui. Poi Giudici con un po' di fortuna, ma alla fine perde però il rimpallo. Di nuovo Aurelio sulla sinistra, anzi era Henderson, qui c'è Stulaz e adesso sale Gomes. Gianluca, ragazzi, Ionita se sta in forma gli devi sparare per fermarlo. Sì, Undertaker ti fa... Attenzione, la palla al centro bravo, spazza via. Crociata è un po' sparito, ma sta coprendo La spazza l'inverosimile. talmente lontano fino alla pubblicità. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Stavamo tessendo le lodi di Novakovic che ha fatto un'altra giocata monumentale, come scrive Flavio tra l'altro nei messaggi da casa, perché veramente quando si tratta di andare a difendere il pallone, prendersi il fallo, spezzare il ritmo agli avversari, è il numero uno assoluto. 78esimo, 2-0 Lecco alla favorita Renzo Barbera, ragazzi, non ci... No, per il tipo di giocatore, allora, per il tipo di partita che è stata il secondo tempo, Novakovic... Se ce l'avessero detto ieri... Novakovic è stato spaziale, ragazzi. Novakovic, cioè gli hai buttato là palloni a caso, ovunque, e li ha sempre trovati e ha sempre tenuto il pallone. Adesso esce Novakovic. Dentro Usepi? Io sai che forse metterei Eusebi. Esce Crociata. Forse allora. E qui è tutta questione di gamba. Qui mette degli innocenti a fare un po' più di... Probabilmente allargherà magari un po' di più, darà qualche metro in più a Ionita probabilmente. Beh, direi che degli innocenti va a fare il centrale, no? Sì, mette magari Sersanti più mezzali. Tencolang, Sersanti mezzali e Ionita un po' più avanti. Attenzione però, Stulak non è
è lungi dall'essere finita sta partita, molto lontana. Anche perché ora hai la carta Eusebi da giocarti in eventuale cross, un calcio d'angolo. Gomes, sarà difficile Sturz. arrivare davanti, ma in questi ultimi 10 minuti però. Gomes, siamo da Ceccaroni che praticamente gioca in posizione offensiva costante. Gomes, palla dentro, Sersanti allontana, Eusebi insegue, Eusebi pressa Lucioni, vai. Il re è in pressione. Sì, degli innocenti coprirà un po' in mezzo. Sì, degli innocenti farà mediano centrale con Tenkolang e Eusebi. Sì, perché comunque quella è la posizione sua cross dentro, naturale. Su Malgrati. Esatto. Palermo che si sta... Allora, il Palermo, visto dai tifosi del Palermo, sta avendo un po' troppa fretta di buttare dentro palle continuamente. Però diciamo che il pericolo c'è sempre perché i giocatori... Qui intanto Eusebi buona sponda, Ionita da buon carro armato... Ionita è un po' come come si chiamava le macchine quelle della Germania dell'Est? Non mi viene il nome adesso, quelle che non si fermavano mai. 300.000 km ma Ionita viaggia sempre. E va le macchine prodotte le auto di quei periodi là. Tenkolang. Mi vengono in mente solo i cetriolini sotto la palla della Germania dell'Est. No, allora mancano 10 minuti più recupero. Il Palermo accusa un po' il colpo ora, non possiamo dire, si è anche abbassato molto. Sì, ha un po' perso la spinta. Bisogna vedere se ha perso brutta palla di Giudici. Questa è brutta. Parte Jensen, palla centrale, recupera l'Emmens che infastidisce Brunori, poi la palla comunque dentro e alla fine arriva Zeliak. Però quelle loro qua. Sì, brutta palla persa da Giudici. Sì, perché eravamo in controllo, eravamo in controllo. Sì, non bisognava Trabant. È come le vecchie Trabant che non si ferma mai. Se la porti, oppure come attenzione per il cross, palla dentro, mette fuori sempre lui Zeliak, insegna a giro ma non gira. Va bene. Tira a giro ma non gira fuori. Tiro a giro. Oppure presente quelle BMW, quelle Mercedes degli anni 60 che vai in Africa, in Tunisia e le vedi ancora che viaggiano con 600.000 km e non le fermi mai. Ionita mi dà quell'idea lì. Insigne da buon moldavo poi. Certe come si dice, certe situazioni le conosce purtroppo in quei paesi. Arthur che è anche capitano tra l'altro della sua nazionale. Io poi ho un certo rapporto perché a fantacalcio lo prendevo sempre, quindi uno dei tuoi pupilli. Sì. Tanto Eusebi finisce a terra, non c'è fallo. 83 minuti sul cronometro. Lucioni, Poggio a Ceccaroni. L'invito a dare tutto che arriva dalla regia, Gomes tiene palla. Ora Palermo che si è rialzato. Dobbiamo tenere alta la concentrazione, non mollare. Insigne dalla destra, palla dietro per Gomes che cerca compagni liberi, trova Jensen sulla destra, palla bassa, Insigne alto. Se Insigne continua a tirare così. Però il problema è che però continuiamo a dargli l'occasione, quindi non diamogli l'occasione di registrare il piede. Esatto. Basta. Perché ha detto una, due, magari la terza Melgrati, più tranquilla la ripresa per lui rispetto agli interventi a cui è stato chiamato nel primo tempo. Sì, quella che mi ha andato sulla traversa è stata sempre al primo tempo. Primo tempo, sì, finale del primo tempo. Tanto Eusebi si lancia. Dai che siete in due, dai. Conquistare la palla. Poi Lemmens, bravo a servire il pallone a Eusebi, poi c'è il fallo su Lemmens. Bravo Lemmens, cose facili, semplici ma intelligenti. Giusto. Anderson. Melina. Beh, non abbiamo le qualità purtroppo per fare Melina. Io proverei comunque ridendo e scherzando a arrivare davanti, perché... Sì, più che altro adesso facciamoli correre un attimino. Squadra sì. Senza rischi, adesso vai via, bravo, lontano. Su Eusebi, bravo. Di testa non la tiene, però comunque intercetta. Poi Caporale che rilancia. Sottolineiamo la partita anche di Caporale, di Riffa o di Raffa non ha fatto oggi lasciare quasi niente. Oggi trova un'insufficienza. Attenzione, Sersanti non riesce a intercettare palla.
Va Henderson, alto. La botta alta di Henderson va bene così all'84esimo? Ma no, non sto più. No. Ormai ho una specie di riflesso. Ma piove? No, no, Palermo non sta più. Ci prendiamo l'ultimo break, poi seguiamo questo finale di partita. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschisi.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Vai. Prova a ripartire, ma è da solo Sersanti. Però bravo, si prende il fallo? No, c'è vantaggio forse? No. I giudici no, arriva gli ha dato fallo. Arriva adesso Figlio perché non si concretizza. Degli innocenti, bravo. Le proteste di Insigne. Insigne protesta ed potresti anche tirargli fuori il cartellino qua. Beh dai, lamentati, gli ha dato un calcio sullo stinchi. Una resegata gli ha dato. In gergo tecnico. Rimane a terra il giocatore del Lecco, anche lui degli innocenti, è entrato bene in partita, perché come è caduto con il Pisa, chi è entrato dalla panchina? Allora, vediamo la battuta di Bianconi, se andrà a lungo. Giuseppe non riesce tanto a portare giù palloni come Novakovic, anche se poi comunque li intercetta, quindi bisogna stargli vicino. Ecco, come in questo caso Tenkoranga per Giudici, ancora Tenkoranga non riesce a liberarsi, il tiro alla deviazione. Bravo Tenkoranga. Bene, ottimo. Questa sua azione insistita. Ottimo. Bravo anche Giudici con Tenkoranga a tenere viva l'azione qua. Tenkoranga in mezzo a due uomini non poteva fare molto di più. La toccata lì non poteva fare molto. Che tiro, Sì. Poi soprattutto rispetto al disastro delle prime partite. No, in grande crescita Tenkoranga. Ha avuto tra Pisa e Palermo. Sì. Tanta roba sta facendo vedere. Angolo dopo tempo inenarrabile per i blucelesti. All'87esimo vediamo se rimane lì la palla, sì. Con chi è? Usepi, quello lì vicino. Sì, Giudici cerca il fondo, non lo attaccano particolarmente, Giudici può stare lì. Poi prova la rimessa laterale. Si prende la rimessa. Tempo, secondi che scorrono, anche se lentamente, siamo all'87esimo. Umberto. Arriva un'altra foto. Umberto, molto bene. Giuseppe. C'è deviazione? No. Se non riescono a trovare un'altra palla qui i blucelesti. Tanto c'è tifo anche dalla regia per il re Umberto Giuseppe. Pigliacelli prende palle, va posta lui da libero alla Ed Warner, parte. Ormai qua il Palermo deve dare tutto per tutti. Zeglia di testa ha accusato il colpo. Tenkoranga che ora tiene molto più palla rispetto ai primi. Bello la giocata, però viene male a degli Sersanti. No, degli innocenti. Perché sai che hanno un numero simile. No, ma poi è degli innocenti, sta giocando mezzala, più che Sersanti. 5 però che da lontano. Sersanti sta giocando più da mediano. Sì. Tanto qui una palla mezza smozzicata, Zeglia che non se ne fa dire troppe e allontana, poi Tenkoranga, che intervento questo. Questa è la classificazione in cui tencoreggia. Io ormai ho coniato tencoreggia, vedi, perché va a mettere la gamba, si prende il fallo, gran fallo, il gioco, bravissimo. Da parte di Ceccaroni. Ma loro ne ha ammonito qualcuno? Sì, uno è Stulaz. Sì, solo un giallo. No, perché anche questo ci poteva stare. È stato un po', diciamo, si è ammonito Caporali nel primo tempo, ve lo ricordate? Parsimonioso ne ha graziati almeno un paio di occasioni. Giuseppe di testa alla spizzata, non arriva degli innocenti. C'è però dietro tutti. Sono un po' sulle gambe i giocatori palermitani. Tenkoranga, vediamo, non guadagna il fallo e neanche la rimessa laterale. Rientriamo. Palla sulla sinistra, c'è Henderson che scatta in profondità, non viene servito da Aurelio che si gira, lo contiene fallosamente, purtroppo degli innocenti, un po' ingenuo, anzi a Stulaz.
Qua andava fatto sfilare tranquillamente. Sì, ma qui è tutto di Sturz, cioè è tutto mestiere di Sturz. Sì, che come l'ha visto un attimino. Gli è andato addosso. Si è rallentato. Degli innocenti, l'unico uomo in barriera. Brunori dentro l'area, attenzione, non dobbiamo concedere nulla. No, perché poi c'è anche il recupero, Palla dentro, la palla che rimane lì, non ho capito chi l'ha ribattuta dei Blucelesti, ancora Insigne, Melgrati con coraggio, allontana, finisce a terra, ancora Melgrati in qualche maniera, poi Eusepi combatte come un leone e la allontana. Da lì, va bene. Melgrati stratosferico però, perché... Sì, allora, non è uscito. Non è provato stato a uscire adesso. È stato coraggioso, non perfetto, e poi sulla seconda conclusione è riuscito in qualche maniera a intercettare. Vediamo qua. Intanto qui la smanaccia. Poi... Però l'ha accompagnata verso il basso. E qui quello del Palermo l'ha presa di mano. L'ha presa un giocatore. L'ha presa di mano il 5 del Palermo. Il 5, Lucioni, del Palermo, non so se ho visto bene. Vabbè, dai. 6 minuti, un po' tanti, Un po' tanti, sì, Non capisco perché 6 minuti. Intanto check del VAR. Niente di particolare. Attenzione Lucioni, ancora in posizione offensiva, appoggia per Insigne sulla destra, palla dentro. C'è il gol del Palermo. C'è il gol del Palermo. No. Fallo di mano. Fuori gioco. Annullato. Fuori gioco. Fondamentale questa sliding doors. Vediamo. Fondamentale perché qua era veramente... Dai! Dice anche di no! Sarebbe anche il giallo. Superman la allungava di meno la mano, Superman, cioè... Dai, mi fai anche ste facce. Dai, prendi su e porta a casa, dai, guardate da dietro. Quasi giallo. Dai! Cartellino giallo. Ma il protesta anche, ma dai! Cartellino giallo, perché ha fatto gol proprio di mano. Ma dai! In maniera proprio palese. Cioè, ma dai, lamentati anche. Beh, insomma, Maradona Mondiale 86 non ha mai ammesso di... Però quello era la mano di ma era Dio, vicino alla testa quello, quantomeno. Questo è stato proprio... Anche perché non è nascosto, è proprio il braccio che si vede a favore di telecamera. Quindi... È come dire, guardate che bello il tatuaggio che ho sull'avambraccio. 5 minuti di sofferenza, Caporale Qua adesso entriamo in una zona veramente... C'è Malgrati che praticamente è sulla bandierina del calcio d'angolo. Una zona Caporale, Malgrati allontana e vediamo se insegue anche il pallone, ma è da solo, non era giudice. 92 i minuti, 4 alla fine. Chi è che l'ha presa di mano, scusa, l'autore del gol era? Brunori. Beh, la palla era bellissima, quella di Insigne. No, molto. Brunori però aveva quel mezzo passo di ritardo e ci ha provato. Ci ha provato che qua se ne va. No, non così. Santi stanco. Questo è un errore. Ma gli è mancato il passo proprio di stanchezza. Aveva toccata. Palla dentro, Lemmens in copertura. Copre benissimo qui. Anche Lemmens. E poi Eusepi scivola. Non c'è niente. Via. Zegliak in copertura. Attenzione, Lucioni non sa cosa fare. L'allarga. Insigne, la conclusione. Giudici in copertura. Mamma mia, ragazzi. 4 minuti alla fine. Che fortino. Però bisognava lavorarle non meglio. Dobbiamo fare sti errori in uscita. Gomes largo sulla destra, Henderson su di lui Giudici, il cross. Fuori. Ottimo. È soffiato anche noi per buttarla fuori questa palla di Henderson. Terzo minuto di recupero che si sta esaurendo, altri 3 alla fine. Comunque Lemmens è entrato bene in campo. No, tutti sono entrati bene comunque. No, ma poi anche in questa occasione ha coperto benissimo, non ha concesso spazio. Qui c'è il fuorigioco intanto di prima. Ecco perché aveva fischiato. Scusa, qui c'è il fallo di mano, ma c'era anche fuorigioco. C'era il fuorigioco, ha fischiato quello lui all'inizio, alla fine, perché ha fischiato fuori gioco, non ha fischiato il fallo di mano. Tenkorang, abbiamo ribaltato l'azione, eravamo al limite della parte opposta. Tenkorang non c'era però nessuno vicino a lui, ma ottima ancora la sua giocata. Qui intanto rischia Pigliacelli, ma ne parte un ottimo contropiede. Insigne, palla dentro, Lucioni si allarga, Lemmens lo costringe a tirare alto. E anche loro manca poco lucidi in questo finale. Ottima copertura. È capitata al giocatore sbagliato, forse più scarso coi piedi di tutti. Anche perché fa un tocco di troppo, se l'allarga a sinistra. Difensore perde centrale, il tempo Lucioni. di gioco per calciare e via. 2 minuti alla fine, dai, da sottolineare, e lo sottolineo netto qua, E lo sottolineo perché
l'ho tanto bastonato in precedenza, ma l'Emmens ha fatto almeno 3 giocate, non interventi, ma 3 buone giocate in copertura che hanno salvato la situazione. Intanto Jensen, palla lunga, ormai lanciano il più lontano possibile, attenzione ancora a Lucioni, che non sfonda perché c'è Bianconi. Rigore. Rigore? No, rigore per il Palermo, ragazzi. Ma perché? Fallo di mano. Fallo di mano. Non l'ho visto. Vediamo. Di chi? Bianconi. Bianconi. Che poi Zeliak forse. Zeliak? No, aspetta. Non si capisce. Sì, Zeliak. Ma di chi? Zeliak. Però era attaccato il braccio. Di chi? No, non si vede. Di Zeliak probabilmente, qua. Vediamo. Qua, sì. Oh, ma dai, ma che fallo è? Ma che fallo è? Ma non esiste, non vanno a dai. rivederlo, un check non c'è, no? Se l'arbitro ha visto. Era braccio, come poi chiamano? Era abbastanza attaccato il braccio. No, ma era nel movimento, cioè lui nel girarsi va il braccio al fianco del corpo e sicuramente il braccio non aveva un movimento innaturale, non non era staccato, però nell'andare avanti era coerente col movimento. No, questo però, cioè, sinceramente ragazzi. Adesso poi gli dà quasi la palla Malgrati. Manca 30 secondi alla fine. Ma allungherà di un minuto. Beh, un minuto. Un minuto manca tutto. Il gol di Brunori, quarto in stagione. No, era qui? Ma non esiste sto rigore, dai, non esiste. Qui Malgrati poi quasi ci arriva sul pallone, però batte benissimo Brunori. Il braccio sembrava abbastanza vicino al corpo. No, era vicino al corpo, era coerente. Era coerente col movimento il braccio. Se l'arbitro non lo dava, non era rigore. VAR non interveniva. No, perché è valutazione dal campo questa. Invece sì, l'ha vista l'arbitro, l'ha ritenuta corretta. No, non lanciamo palla lunga, teniamola. Sì, perché qua ragazzi, tenuta questa fa giocare un altro minuto, non puoi dare un possesso. Non puoi regalare. Questa andava tenuta. Al Palermo, Pigliacelli scende tenuta, lui sì. e rilancia. Andiamo, palla lunga. Stacca, Caporale, poi Eusepi, pigliati il fallo, vai, vai. No, fallo. Alberto, no. 30 secondi che gli dà ancora. No, qui è finita però, 30 secondi da rigore e basta. Secondo me gli dà ancora 30 secondi. Palla di Pigliacelli, veloce, rapida, poi si va sull'esterno, vai il raddoppio Giudici, palla dentro, stacca! Chi era? Bianconi. Fischiamola questa fine però. Poi Tencolanga insegue Lucioni. Va la palla dentro, lontana Zeliak, via, finita, dai, è finita, fischia, è finita, l'ha rimessa è finita, laterale. è finita, manca la partita. 97esimo, è finita, giocano ancora, ma è finita, via, adesso devi fischiare, via Giuseppe, e qui si fischia, fischia, è finita la partita. Siamo a 15 secondi oltre. È finita! Benissimo! Lecco spugna il Barbera di Palermo. 2-1 col brivido nel finale per questo rigore generoso concesso dall'arbitro Piccinini sul fallo grandissima partita, di ragazzi. Zeliak. 2-1, 3 punti che pesano come il piombo. No, ragazzi. Ma noi non possiamo stare in Serie B. Non siamo da Serie B noi. Mamma mia che partita! Vola alta l'Aquila, scrive Flavio, assolutamente ragazzi, 7 punti con 2 partite da recuperare. Noi non siamo da Serie B. No, adesso sì che si fa interessante. I punti arrivano e la fiducia arriva, i giocatori diciamo acquistati di categoria stanno arrivando. Ma la cosa bella è che dimostriamo a tutti quelli che ci hanno attaccato, no? Non conoscendo la situazione interna, quello che dicevano la squadra non è da B. Hai vinto a Pisa, hai vinto a Palermo. Ragazzi, hai finito la preparazione di un mese, hai iniziato a giocare. Hai mandato via la persona che forse era un po' da ostacolo a tutta la situazione, perché ha detto purtroppo era da ostacolo. Hai liberato, diciamo, Malgrati da ogni problema di influenze esterne. Ragazzi, ma di che stiamo a parlare? 2 in trasferta, cioè in una settimana, 2 trasferte, 2 vittorie. La prima abbiamo subito il gioco, oggi ce la siamo giocata alla pari, lasciamo perdere gli ultimi 20 minuti in cui è fisiologico, ma
Pigliacelli le parate del primo tempo le abbiamo viste tutti, quindi non veniamo a raccontare che Melgrati è stato il migliore in campo, perché anche Pigliacelli le ha fatte le sue parate. Giochi a Palermo, avanti di 2-0 con 20.000 spettatori, ci sta anche che qualcosina subisci. Allora, a breve credo che Fausto ci connetterà con il Barbera di Palermo, dove c'è Benedetta. Andiamo a sentire anche dalla viva voce della nostra inviata quelle che sono le sensazioni di questa vittoria fantastica del Lecco. Io avevo detto che oggi facevamo il risultato prima della partita. Beh, io ho chiamato il gol di crociata. Ero assolutamente convinto che oggi il Lecco non avrebbe perso, quantomeno avrebbe fatto una bella partita. Poi domenica prossima Reggiana, quindi diventa insomma un ulteriore tassello importante per la classifica. Benedetta, mi senti? Benny, ciao. Allora, mi senti? Sì, più o meno sì, ditemi. Immagino che ci sia un bel casino lì allo stadio. Insomma, partita meravigliosa, Benny, vincere queste partite qui. Spettacolare, ragazzi, è stato bellissimo, veramente. Una partita che il Lecco ha giocato con tutto il cuore che aveva, tutta l'anima, con tutta la qualità possibile. Si può dire che è una sbagliata. Vorrei rivedere un attimo l'azione che ha portato al rigore nel finale, perché non ho ancora ben capito. Fallo di mano di Zeliak, generosa l'assegnazione del rigore, probabilmente. Però. Comunque direi che nel complesso avere così assolutamente convinto incredibile, credo che non si lo dimenticheremo. Bellissimo, veramente. Anche perché questa è una vittoria che sicuramente fa svoltare la classifica, il morale anche dei blucesti, la consapevolezza di essere una squadra che può andare a fare risultato ovunque. Sì, assolutamente, l'abbiamo già detto dopo Pisa, ma oggi è arrivata una conferma importantissima, perché questo stadio non è uno stadio come gli altri. Il clima che si respirava qui era davvero da Serie A, si può dire, incredibile. E davvero nessuno forse immaginava che potesse. Io ci credevo sinceramente e alla fine è andata bene, davvero. È andata benissimo veramente, con una risposta positiva da parte di tutti, perché veramente oggi è difficile trovare un giocatore che non abbia dato una prestazione da 7, insomma. Sono d'accordo, non si può. Io non trovo una nota negativa in questa partita, vi ripeto, dovrei rivedere una l'azione del rigore, ma alla luce del risultato comunque non mi sentirei in ogni caso di portare, tra virgolette, o di penalizzare nelle pagelle qualcuno, perché comunque è stato un episodio sul finale, molti giocatori tra l'altro adesso erano stanchissimi, giustamente c'era Sersanti a terra, c'erano tanti giocatori veramente distrutti. E quindi è un episodio, può capitare, ci mancherebbe, quindi oggi davvero non si può che premiare tutti, assolutamente. Siamo d'accordo, va bene, allora ti lasciamo alle tue incombenze in sala stampa e poi buon dolcissimo rientro poi tra oggi e domani da Palermo. Va bene, ci sentiamo poi dopo. Ci sentiamo dopo, grazie Benny, a più tardi. Allora, concludiamo anche qui con un giro finale con voi. Allora, una partita, intanto diamo i risultati delle altre partite. Noi ci siamo giustamente fatti trasportare dall'atmosfera di Palermo-Lecco. Venezia batte Pisa 2-1, erano 4 le partite del 16-15, Palermo-Lecco abbiamo detto 1-2, Modena-Ternana 2-1, sconfitta della Ternana che ci fa parecchio comodo, Brescia-Bari 1-2, dunque Bari che va a vincere al Rigamonti a Brescia. Ad una partita insomma che sancisce definitivamente l'inserimento in squadra dei giocatori fondamentali, abbiamo detto Ionita, Sersanti, Crociata, su tutti. Assolutamente, questo è fondamentale per infondere a tutta la squadra sicurezza e quindi non incappare più in situazioni diciamo personali, di errori personali che poi si potrebbero rivelare anche fatali o importanti nelle partite, e questa è una cosa fondamentale perché a livello tattico la squadra c'è. A me piace questa impostazione tattica che l'allenatore ha dato alla squadra post Foschi, e quindi ci siamo. Secondo me questi 6 punti ci fanno entrare in Serie B proprio in maniera dalla porta principale, ed è iniziato il campionato. Ci siamo anche dal punto di vista atletico, di forma atletica, siamo entrati in forma, sì. E quindi il nostro campionato di Serie B diventa sempre più interessante e il Lecco bussa alla Serie B a questo punto in maniera importante.
Purtroppo abbiamo subito questa fase iniziale di campionato dove ci sono state tutte quelle cose che ci sono state e quindi non ci ha fatto entrare magari subito in forma, però adesso ci siamo. Adesso assolutamente ci siamo. Adesso ci siamo, stai guardando la classifica. Allora, non siamo più ultimi, non siamo più penultimi, siamo a pari punti con la zona playout della Sampdoria, a -5 con 2 partite dalla salvezza. Poi adesso, soprattutto adesso, siamo entrati allora, abbiamo iniziato il campionato alla prima giornata, Pisa-Lecco, perché Pisa-Lecco è la prima giornata di campionato. E soprattutto adesso abbiamo il periodo migliore, perché questa è la partita forse... Vabbè, Lecco-Parma è altrettanto difficile, però giochi in casa. Ma adesso abbiamo Spezia, Reggiana, cioè partite alla portata che ci arrivano poi adesso che noi siamo in questo momento stiamo proprio in rampa di lancio. Oggi tra l'altro lo so che uno potrà dire vabbè, ma Di Stefano oggi non c'era ed è uno che fino adesso è stato molto importante, quindi diciamo il campionato finalmente inizia quando tutti ci dicevano e dovevi sempre raccontare ma noi quest'estate ci ha fatto partire dopo bla bla bla. Ragazzi, questa è la dimostrazione. Adesso che è entrato in gioco che è entrata la condizione, la conoscenza dei giocatori, nel primo mese lo dicevamo, questi sono insieme da 3 settimane, da un mese, ma cosa pretendiamo? E questa è la dimostrazione. E soprattutto diciamo ripeto, la coesione, cioè è un gruppo coeso adesso, mentre qualche episodio prima si vedeva che non erano tutti, adesso sono tutti coesi nella stessa direzione e qualcuno in panchina sta facendo vedere di essere in grado di fare l'allenatore in Serie B. Perché l'assetto tattico della squadra è, anche quando soffro, io comunque tatticamente sono col mio 4-3-3 o comunque che ti posso far male. Sì, poi ha fatto quel cambio, a differenza di prima in cui eri bloccato e non riuscivi. Poi ha fatto quel cambio a 4 dietro ai 2 centrali calmi di posizione che sanno dove stare, che limitano al minimo gli errori e davanti i 2-3 di esperienza stanno nel loro ruolo. E poi hai quel di più che comunque stanno dimostrando. Buso, Novakovic e Di Stefano non sono l'attacco migliore del campionato, sicuramente no, però ma se la giocano. E inoltre sta iniziando a guadagnare qualche cambio, perché Tenkorang, Clemens, Tenkorang degli innocenti che entrano ti danno una esatto. E soprattutto ormai hai tra le certezze Sersanti. Assolutamente, sempre più protagonista di questo Lecco. Va bene, siamo in chiusura. Allora ragazzi, bellissima serata, quella che ci attende. Non perdetevi gli appuntamenti poi in serata su LCN Sport con tutti i nostri contenuti, l'articolo sulla partita, le foto di Matteo Bonacina, poi in serata LCN After Match con l'approfondimento di questa partita. Il Lecco, lo ricordiamo, ha vinto 2-1 a Palermo ed è in una posizione di classifica adesso che inizia a farsi sempre più interessante. Ragazzi, che dire, buona serata a tutti e ci ritroviamo domenica prossima. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calciolecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.